totus, benevenios a Casteddu, semus in sa passizada de su bastione de Casteddu e semus in hoc pro sa prima conferenzia aperta fatta conforma a sa legge 22 de su 2018, ammaniada da sa Regione Sardigna, assessorau a sa cultura, a pubblica istruzione e sport de sa Regione Sardigna, in collaborazione con su Babel Film Festival, con Elen, vosamus annare rappustisi i test Elen, e torramur gracias a su comune de Casteddu, chi pro una chida è sa capitale desa minoria linguistica de Europa, anzi forse de su mundu, e dunque non si podia vachere sino in oche in ambito de questa chida, questa conferenza aperta. A essere medar di fatti in intro de questa chida sa manifestazione chi va vedan de limba sarda, non pezzi che in questa conferenza ma mescamente che in sol film da chi su Babel Film Festival proiettata film in lingua sarda e non pezzi in lingua sarda. Deo di andare de cominciare e cominciamo con so saludos istituzionales, dunque deo dosa paragola a sa assessora a sa cultura de su comune de Casteddu, Maria Dolores Picciau, che insomma è sa meredommo, e dunque le diamo su benevenio e invece di dare issa a noi, lo diamo noi a issa. Le donne sono sempre meres te domo, si fa per dire. Era giusto per rompere il ghiaccio con una battuta. Buongiorno a tutti, intanto vi porto i saluti del sindaco Paolo Truzzu, purtroppo impegnato in altri impegni istituzionali, però mi ha davvero chiesto di portare i saluti e di far sentire forte la sua presenza, anche perché il Comune di Cagliari, la nostra amministrazione, è sempre stata molto sensibile ai temi delle minoranze linguistiche e ai temi naturalmente della lingua sarda, tant'è vero che abbiamo uno sportello di lingua sarda, tra l'altro finanziato dalla Regione Sardegna, quindi grazie all'assessore Biancareddu, che è attivo e tra l'altro molto frequentato, perché è fondamentale che le minoranze linguistiche, in questo caso la lingua sarda, continui non solo ad essere diffusa, divulgata, ma anche ad essere valorizzata. In che modo? La formazione sicuramente è la formazione, e quindi il fatto di insegnarla all'interno delle scuole credo che sia un veicolo molto importante. Io non mi dilungherò molto, anche perché ci saranno relatori molto più qualificati di me per parlare con cognizione di causa su questo tema. Voglio però almeno dire alcune cose importanti. Intanto il fatto che questa assemblea per la prima volta arriva in Italia, per la prima volta arriva nella nostra città, che diventa in questo modo la capitale europea delle lingue minoritarie, quindi diventa il teatro in cui dibattere, in cui parlare di questo tema molto importante, per portare avanti delle magari nuove istanze, e soprattutto diventa tema di confronto su un tema davvero molto importante, devo dire essenziale, e quindi è importante certamente continuare su questa strada. Mi complimento tantissimo con gli organizzatori, che hanno avuto non solo la capacità di creare dei collegamenti importanti e fondamentali con le istituzioni, ma anche di creare delle reti con le associazioni del territorio che si occupano appunto di valorizzazione e tutela sulla lingua sarda, ma anche di parlare direttamente con gli operatori. Tra l'altro, a tal proposito, come sapete, se avete letto appunto il programma, ci saranno una serie di iniziative collaterali fondamentali, come per esempio il Babel Film Festival, che è dedicato proprio alle produzioni cinematografiche con le lingue e sulle lingue minoritarie, sulle culture minoritarie, e poi ci sarà una conferenza RAI, ci saranno diversi appuntamenti molto importanti che faranno della nostra città proprio la capitale del confronto delle lingue minoritarie. A questo punto io mi auguro ovviamente che la nostra città possa ancora ospitare iniziative come queste, e allora grazie a totus e buon traballo.
Prima di dare la parola sul presidente del Consiglio regionale Michele Pais, bordo una paia di data che di fatti in questa chida da Susese a Susette de Santu Gabine bat essere sa assemblea Elen, ma Namuschi Sappada Manzano a essere proprio sa assemblea plenaria. Su Kimbe stanno scrasa a Bortaedie, Sarai Sardigna, a Tafaccheri uno addovi, uno convegno proprio prova a vedere dell'imbar minoritaria se torna Murgrazias che questo addobio ha fatto per il su patrocinio de Sarai e in prusu su Babel da esastrer de Bortedie a Sasundichi de Zero proiettata film sia in su Greenwich che in su Teatro Massimo dunque andai all'orviere e oie puru i sinteri desor workshop desar mesar de traballo chi non chiede partecipare mancari a questo addobioso a tema potete piccare sa scuffia chi bisogna in una mesa in cui il fondo è biere film e produzione di sardu su film chi a te si proiettato in peso che cata accabare questa parte della conferenza este 3 giorni per cambiare sa regia este de Stefano Fozzi e sa produzione este de Sarai giusto come tesinata informazione del servizio. Comodo sa paragola su presidente del Consiglio regionale Michele Pais Benevegno. Il suo este Savigheresu. Dunque in rappresentanza per di un'altra minoria presente in su territorio della Sardegna. Dunque sa. Grazie per un praiepa all'Algaresa, la prima conferenza sulla lingua della Sardegna. Sadiu che sia un popolo sa treu la lingua es proba e schiau. Provo a dirlo, ovviamente ho cercato di dirlo in algherese per onorare anche questo tipo di attività. L'algherese è una delle lingue minoritarie alloglotte della Sardegna e ho detto che insomma per me davvero è un piacere essere qua e poter fare i saluti in algherese, anche perché si dice che un popolo diventa davvero povero e schiavo quando gli si leva la lingua, che è la prima, diciamo, è il primo elemento identitario. Devo dire che la Sardegna sta facendo molto da questo punto di vista, con la legge 22 del 2018, l'assessore davvero si sta impegnando moltissimo con gli uffici linguistici, con le certificazioni, proprio nella consapevolezza che la lingua è il primo patrimonio della nostra terra. Io penso che sia l'inizio di un percorso, ci sono altre realtà in Italia un po' più avanzate nella difesa della lingua. Cito una, il Trentino Alto Adige, che insomma dove c'è un bilinguismo, dove c'è un riconoscimento in Costituzione della lingua, e io penso che questo non sia un traguardo, un obiettivo impossibile, rispetto al quale ecco, si inizia un percorso che poi magari io penso ci possa consentire ad arrivare a ciò. Quindi grazie davvero per quello che fate, non c'è bisogno di dire che il Consiglio regionale non può che sostenere e promuovere queste iniziative, che sono iniziative belle, che ci accomunano tutti e che fanno la vera nostra grande ricchezza. Grazie, io purtroppo non potrò, mi scuso, non potrò trattenermi perché devo trasferirmi ad Alà dei Sardi, si celebra San Francesco, quindi intanto tanti auguri a tutti i franceschi presenti in sala, quindi però ci tenevo a portare la testimonianza e i saluti dell'Assemblea legislativa della Sardegna. Grazie. E come sumere edommo, rumere edommo, l'assessore a sa cultura, a sa pubblica istruzione, sport, insomma, assessore. Andrea Biancareddu, esa paragola a sa assessore. Buona giornata a tutti e benvenuti in questo bellissimo luogo per questa conferenza, la prima.
in base alla legge 22 del 2018. Devo ringraziare tutti chi si hanno collaborato e chi sto collaborando, il direttore generale Renato Serra e in particolare il direttore dello servizio, la dottoressa Schirru, che tanta passione hanno posto perché questa giornata venisse così bene. E ringraziare tutti voi che siete partecipanti con questa attenzione, evidentemente siete interessati, siete operatori dello settore ed io dico come assessore che sono veramente soddisfatto perché le tante cose che abbiamo di fare e l'assessorato alcuni riescono manco e alcuni sono più difficili. Chi sta ancora a causa del Covid non si è potuta fare prima, però la siamo vendi oggi. Non so così voi comprendete bene il gadureso, ma io vedo meglio il gadureso dell'italiano, quindi mi viene meglio. C'è il coraggio di fare un po' l'assessore della regione, quindi c'è di ammisciare un po' di greco, un po' di latino e mali l'italiano. Gnozis e Auton era la scritta che c'era sul frontespizio del tempio di Apollo a Delfi. Gnozis e Auton voleva dire in senso restrittivo conosci te stesso per conoscere i propri limiti, noscete ipsum in latino, ma conosci te stesso voleva dire conosci la tua identità culturale, la tua identità somatica, l'etnos, ma anche la tua lingua. Quindi questo che stiamo facendo noi è anche un'analisi introspettiva di noi stessi. Non c'è un popolo senza lingua, anzi, leggevo proprio stanotte che quando si estingue la lingua si estingue il popolo. Quindi è strettamente connesso quello che noi oggi stiamo facendo con la nostra esistenza. Quando noi abbiamo iniziato con tutto l'assessorato che è qua presente e con tutti i servizi, consentitemi la divagazione, quella che io ho chiamato una rigenerazione culturale. Noi abbiamo sempre parlato di rigenerazione urbanistica, sapete nell'Ottocento, il barone Haussmann a Parigi ed altri, perché parlavano della riqualificazione delle periferie, delle zone svantaggiate, delle cose dismesse, però in termini materiali. Noi invece abbiamo iniziato qualcosa che va oltre la materia, qualcosa che mette l'uomo, quindi voi e noi, al centro della rivoluzione. Ed è con la ricerca della nostra identità che arriviamo a fare questo. Intanto noi facciamo cose partecipate e quella di oggi è la dimostrazione, quindi non c'è un legislatore, un assessore che impone, ma c'è un ascolto per capire da voi quali sono le esigenze, le istanze, quali sono le modifiche da apportare a tutte le cose che facciamo. E questo lo facciamo in tutto, dallo sport ai nuraghe all'architettura rurale. E questo è un grande vantaggio. Quindi ognuno di voi è un placemaker, da non confondere col pacemaker. Quindi tutti noi siamo portatori di interessi e portatori di un qualcosa che dobbiamo portare avanti. Parlavo di etnos. Noi siamo un popolo, ma non solo perché ci somigliamo somaticamente, siamo un popolo perché abbiamo comunità di cultura, di storia, di enogastronomia e di lingua. Quindi attraverso la lingua noi comunichiamo e attraverso la lingua ci dobbiamo sentire sardi, quello che noi siamo. Il presidente Paes diceva magari riuscissimo ad avere il riconoscimento di un bilinguismo, questo non solo a livello di convenienza per avere riconoscimenti in altre materie, ma proprio perché le diversità nella comunione, ma comunque le diversità vanno riconosciute ed è magari un passo che noi non possiamo fare come legge regionale, ma possiamo fare una proposta di legge che magari a volte con un po' di fortuna e di impegno diventano leggi costituzionali e quindi sbloccheremo tante cose che non comprendono solo la lingua. Il ringraziamento va a tutto il servizio perché abbiamo fatto dei passi importanti. Abbiamo portato il sardo nelle scuole, non più come un insegnamento di qualche professore, di qualche volontario che va dopo pranzo a parlare, dicevamo, in dialetto agli studenti, ma proprio anche come metodo di insegnamento, cioè insegnare a tornire in sardo
può essere più interessante che insegnarglielo in italiano, quindi è un metodo di comunicazione che si è sempre usato, lo stiamo sperimentando. Certificare la lingua, formare delle persone, mi pare ne abbiamo formato già, dottore, 96, dobbiamo formarne altri, quindi non sono più dopolavoristi, ma sono insegnanti che hanno il titolo per insegnare il sardo. Abbiamo collaborato con i comuni, abbiamo aperto gli sportelli linguistici, abbiamo fatto i primi concorsi per assumere personale che insegna il sardo, quindi abbiamo fatto tanto. Questa settimana sarà una settimana storica perché abbiamo il Babel Festival, abbiamo la conferenza RAI sulle lingue minoritarie, abbiamo l'assemblea Helen, quindi forse la settimana più intensa da quando io sono in Consiglio regionale, 30 anni, e quindi insomma credo di poter dire che ce l'abbiamo messa tutta. Ecco. A proposito di bilinguismo vi volevo raccontare una questione mia di famiglia che ho già raccontato forse quando abbiamo parlato del mutuo di Gallura. Io sono di madre tempiese e parla rigorosamente il tempiese, di padre agese che parlava rigorosamente l'agese, che sono due varianti del gallurese. A noi figli ci parlavano in italiano, quindi erano già 3 le lingue. Ora mia suocera è di Orune e di fronte a me c'è un sassarese, quindi mi pare che mi manca il catalano e il tabarchino, io ho la Torre di Babele a casa. Ma a parte questa battuta non molto simpatica, vi devo ringraziare veramente sia per il lavoro che avete fatto, chi si è impegnato, sia per il legislatore lungimirante che nel 2018 ha approvato questa legge che ora stiamo applicando con difficoltà ma con perseveranza e tenacia, e tutti voi per il contributo che darete, naturalmente senza limiti, perché noi siamo aperti a critiche migliorative, critiche costruttive, critiche distruttive, insomma, siccome sono assessore allo sport devo imparare a vincere e a perdere. Con questo vi auguro buon lavoro e buona giornata a tutti. Vedo che l'assessore ha mentovau per atteras limbas che sono presenti sul territorio della Sardegna, aumentiamo che su sardo e su catalano, finza si li schier, ma sicuramente non l'ammo in principio, ma siamo in diretta su canale 79 su digitale terrestre, radio televisione sarda, e dunque pro chi è mancari non si chi de domo lamentiamo che su garduresu e su sardo e su catalano de Saligera sono amparadas da esa legge nazionale battorottoduoso, invece chi sa legge 22 beste s'amparo peri pro su garduresu, su tataresu e su tabarchino. Dunque abberu tutto sa limbas presentes su territorio della Sardegna. Come diamo sa paragola a David X, che è su segretario generale della ONG ELEN. ELEN è un acronimo, come intesinata, European Language Equality Network, è un'organizzazione non governativa che è nascita in su 2011 e traballa per il diritto linguistico, però a livello internazionale. Dunque l'obiettivo solo è valorizzare e tutelare la lingua europea più spacu isparghinadas in suo territorio. Sono 174 le organizzazioni che sono associate, rappresentano 50 limbas e in prusu de 25 Stati europei. E dunque questa assemblea generale si va che cada anno, quest'anno hanno separato della vacchera in Casteddu, e dunque come David X non sconta insomma su traballo chi vacchene. Deo li do. Ecco, su microfono latta. I'm all right, I can... Beste su traduttore, si interprete anzi, che su, vabbè, date in inglese. Nornana, assumanco lo presentiamo. Io sono Massimo. Gracias. Bon dia. It's fantastic to be here. I'm David Hicks from the European Language Equality Network, and I'm just going to talk briefly about our work with my able translator, who can do it in Sardinian and Italian. I'm not sure about that. Okay. Well, so, do you want to translate that then?
Benvenuti da parte del dottor David Hicks, il segretario generale dell'ELEN, European Language Equality Network, che adesso ci introdurrà a quello che è il lavoro dell'ELEN. And this is what we're going to talk about just briefly today: who we are, what we do, how we work to protect our languages, advocacy work and project work, language rights as human rights, successes, challenges, and some proposals. Questo è quello che fa l'ELEN, sarà un'introduzione circa quello che è il lavoro del network, come lavorano per proteggere le nostre lingue, il lavoro di advocacy, i vari progetti che hanno, nonché i diritti delle lingue e i diritti umani, i successi, le sfide e le proposte da parte dell'ELEN. Okay. So who we are? Well, we were set up in 2012, replacing the Bureau for Less Used Languages, which some of you may remember. Today we represent 50 languages with 175 member organizations in 25 states. So we're the largest language organization in Europe. And we gather together Europe's civil society organizations. And these are some of them like Omnium Cultural in Catalonia with 150,000 members, to smaller organizations like in Cornwall or with the South Sami. Quindi l'ELEN è stato sistemato nel 2012 e ha rimpiazzato l'EBLUL. Rappresenta 50 lingue con 175 membri in 25 paesi europei, che lo rendono l'organizzazione più grande circa i linguaggi di territorio all'interno dell'Europa. E i membri dell'ELEN comprendono una serie di attivisti della società civile che includono alcune tra le organizzazioni che si occupano di preservare le lingue, così come una serie di istituti di ricerca e di università. Okay. So what we do is two main pillars of our work. This is advocacy work for the promotion, protection and well-being of our languages with a focus on language rights. So we're often at the Council of Europe, we're at the EU, United Nations, OSCE and UNESCO. We work with states, we work with autonomous governments like here with the Sardinian regional government and locally. Quindi quello che fa l'ELEN è appunto il lavoro di advocacy per la protezione, la promozione e il benessere delle nostre lingue, concentrandosi sui diritti linguistici all'interno del Consiglio dell'Europa, delle Nazioni Unite, dell'OSCE e dell'UNESCO, e nonché all'interno delle organizzazioni governamentali autonome, così come nel caso qui della Sardegna. And then the other pillar of our work is project work, where we work with member organizations on EU-funded language projects, which some of you here may be interested in joining us in on. We work with Erasmus Plus and Horizon, and some of them, they're all there to develop and revitalize our languages. Quindi i lavori di progetto di cui si occupa l'ELEN hanno a che fare con le organizzazioni di cui sono membri gli Stati europei, con una serie di progetti come l'Erasmus Plus e l'Horizon, progetti che si occupano di sviluppare e rivitalizzare le nostre lingue, nonché il Digital Language Diversity Project, il Listen Project e l'Ili Project, e lui si augura che ci possa essere una partecipazione. And the overarching aim is we're bringing people with the same aims of developing their languages together to share experiences and develop new ways of working together. I think with the ELEN family, we very much have this spirit of solidarity, and for this year General Assembly we're very proud and pleased to be here in Castelldú, and we're bringing Welsh, Basque and Catalan experts and the UN Special Rapporteur and the people from the Committee of Experts of the Council of Europe from the Charter to Sardinia to discuss Sardinian language recovery with people from the Sardinian government. So it's just this fantastic opportunity of having this expertise all together in one place, which here, so this weekend really, Castelldú becomes the centre of linguistic diversity in Europe. Quindi questo weekend Castelldú sarà il centro dello spirito dell'ELEN, che si occupa appunto di mettere insieme diversi operatori del settore per lo stesso scopo, ovvero di condividere esperienze e sviluppare nuovi modi di lavorare insieme all'interno di uno spirito di solidarietà.
In particolare quest'anno c'è l'interesse da parte di specialisti gallesi della lingua basca e della lingua catalana, nonché operazioni non governative all'interno della Sardegna anche per discutere il ripristino della lingua sarda all'interno dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea. So why is it important to us an activist perspective? For us, language is the DNA of culture and identity. The language is woven into the fabric of our idea of self and people and humanities. It gives us our connection to our land, our songs, our history, and each people's perspective to the world. When we lose a language, we lose a whole unique way of seeing the world, and that loss is immeasurable and can traumatize the people. In Cornish, we say, "An lavercoth you an laverguir, mes den hebt havas re golas I dir." And that means, the old saying is a true saying, when you lose your language, you lose your land, which is very true of the Cornish. Quindi c'è un modo di dire in gallese che appunto quando si perde la lingua si perde l'identità, si perde il sé, ed è per questo che per l'Helen è molto importante concentrarsi su questi aspetti: l'identità, il linguaggio, il patrimonio culturale da un punto di vista di una prospettiva attivista. Il linguaggio è il DNA di una cultura, la sua identità. Il linguaggio è tessuto all'interno dell'idea del sé, dell'identità della nostra gente e della nostra umanità, ed è ciò che dona una connessione alla nostra terra, alle nostre canzoni, alla nostra storia e anche alla prospettiva unica del nostro popolo rispetto al resto del mondo. Quindi appunto quando si perde un linguaggio si perde la possibilità di vedere il mondo attraverso la maniera unica sviluppata attraverso gli anni di quel popolo. Questa perdita è immisurabile. Ed è per questo che l'Helen lavora in questo senso. Grazie. And then one of the things we're working on is this new emerging area of language recovery and linking that to well-being or your mental health. And we're learning more from Indigenous people about this approach to language recovery and this emphasis on well-being. We note the increase in health benefits and positivity of Indigenous people who are recovering their language. So language recovery is good for your health and a winning argument with governments. Dunque appunto fare in modo che il ripristino della lingua locale sia centrale, perché ci sono studi che provano come ci siano una serie di benefici anche a livello di salute e positività per quelle che sono le popolazioni che riescono a recuperare la propria lingua, e come questo sia un argomento centrale da portare anche di fronte ai governi. And we also notice this increasing link of many language campaigners, especially the young activists, with the climate crisis activists. So we've always worked on an intersectional basis, and increasingly people are seeing this link between saving language diversity with saving global biodiversity. Siamo in grado anche di notare come ci sia una connessione stretta tra l'utilizzo di una lingua locale e quello che è l'utilizzo di campagne che siano mirate alla protezione dell'ambiente e alla circostanza del cambiamento climatico. Ci si accorge di come queste due cose siano strettamente correlate. And then also we are trying to put language rights in the mainstream of human rights. It's a bit of a latecomer to the Human Rights Party, but we're working on that. And we're trying to get it into the mainstream. We're seeing things like successful domestic language legislation in Wales and Canada, for example, that has this way of underpinning your language recovery effort. And it's something we would really like to see here in Sardinia. Quindi è qualcosa che ci auguriamo di vedere anche in Sardegna, quello che sta avvenendo altrove, come ad esempio nel Galles o in Canada, come questa problematica sia diventata centrale, nonché sia arrivata un po' più tardi rispetto a quelli che sono i partiti che si occupano di diritti umani. E l'Helen e le sue organizzazioni membri lavorano per assicurarsi che queste problematiche siano centrali all'interno della discussione. And so some of the successes that we're seeing some languages stabilize after decades of decline. We know some of our language recovery efforts are working, for example, with Basque and Welsh. We know more about legislating for language and what's effective, the Welsh Language Act, new Welsh language measures.
there's a continuing evolution in our understanding of language recovery, and there's been a lot of progress since the 1990s. Quindi una serie di successi che sono stati conseguiti finora, stiamo vedendo come i linguaggi si stiano stabilizzando dopo decadi di declino, per esempio appunto il basco e il gallese. Sappiamo di più circa la legislazione per le lingue minoritarie e ciò che effettivamente funziona, come ad esempio il Language Act gallese, e vediamo un'evoluzione continua nella nostra comprensione di come si possa ripristinare questo processo. Un sacco di progresso che è stato fatto dal 1990 sino ad adesso. For us, successful language recovery is not just about saving the language, but ensuring that the society using the language is thriving. It means that we take a holistic approach to language recovery based on social and economic factors as well as rights-based factors. This means that things like too many second homes, like you get in Cornwall or in Wales or in Brittany, means that young people have got nowhere to live. It means that we need to make sure that young people have got good jobs in the villages of Sardinia. So all these things help the language recovery. You don't just save the language, you have to sort of save the society that's speaking the language. So you need a thriving society. But once you invest in that, you get, when you have like Sardinian medium schools, TV and radio, the society itself economically becomes thriving. Quindi salvare un linguaggio non è soltanto qualcosa che si occupa di appunto ripristinare la lingua, ma anche assicurarsi che le società che utilizzano quella lingua stessa stiano prosperando. Significa avere un approccio al ripristino della lingua che sia basato su fattori sociali ed economici, basati anche su fattori appunto di diritti umani. Ed è qualcosa che diventa sempre più evidente e dovrebbe essere sempre più centrale anche in quel che riguarda la nostra situazione locale, quindi fare in modo che a livello di piccole realtà locali ci sia un'attenzione particolare in questo senso. And then it's vital for us that civil society organisations, NGOs, they act as the drivers for language recovery. They make the governments act and to develop language policy. They develop the schools, they develop the radio and TV. So it's essential for us that we've got people like Babel Film Festival hosting this event. They're making things happen, they're actors, and it's great the Sardinian regional government's supporting them for this. And I think the other thing that we're noticing as well, today millions of children across Europe go to school every day in their language in emerging education. It's become normal. Quindi è importante che sia normale anche per i bambini che vanno a scuola adesso familiarizzare con la possibilità di imparare attraverso la lingua sarda e ci si accorge di come sia anche centrale per una serie di organizzazioni minori, più piccole, non governative, fare pressione al governo centrale in questo senso. And so some of the problems, well, there's a list here, I'm not going to say all of them, but one of the big problems, we have this ongoing discrimination against languages, things like hate speech, and what we don't have is these clear, unambiguous language rights. This is something that we need. Don't forget that today there's about 45 million speakers of regional minority languages. That's nearly 8 to 10% of the EU population speaks one of these languages, but we're barely represented. Quindi è importante fare attenzione anche a quello che sono una serie di problematiche legate al, diciamo, le parole di odio sui social media e non dimenticare che una percentuale molto importante della popolazione europea parla una lingua minoritaria. Si parla di 45 milioni, 45 millions di persone all'interno dell'Europa. Ed è un qualcosa che va assolutamente tenuto in considerazione. So just to end up with some proposals and conclusions, we need these clear, unambiguous language rights that are binding and designed to aid 21st century language recovery. You need to see that here in Sardinia. We want to take into consideration the latest language legislation and use this holistic approach. We seem to see the same efforts that we've been used to combat racism or gender discrimination. We need to see that same vigor applied to languages as well. C'è bisogno dunque da parte dell'Helen, queste sono le proposte e le conclusioni, di una serie di diritti delle lingue minoritarie che siano vincolanti, designati
per far sì che ci sia un ripristino all'interno del XXI secolo, prendere in considerazione tutto quello che riguarda le ultime leggi fatte in materia di lingua e usare questo approccio per avere a che fare con quelli che sono i problemi che impattano le società all'interno dell'Europa, con lo stesso vigore con cui si combatte il razzismo e la discriminazione dei sessi. Ci si aspetta lo stesso vigore nella campagna per la protezione e lo sviluppo futuro delle nostre lingue. And so finally, just to Sardinia. With Alan, we want to work in close partnership with the Sardinian regional government, and we would like to invite them to be partners with Alan. Quello che l'Ellen vuole fare è lavorare in una partnership molto vicina con il governo regionale della Sardegna e sviluppare questo lavoro insieme. And we want to develop a substantive, legally based and binding language plan for full Sardinian language recovery. Quindi sviluppare qualcosa che sia basato su leggi che vincolino un piano comprensivo per lo sviluppo della lingua all'interno del suo completo, la lingua sarda. It was excellent to find out yesterday the proposals from the regional government for increased autonomy, which will include competence for the protection of language and culture, and we hope that this happens. Si spera che appunto le proposte che sono state anticipate ieri sono un risultato eccellente per incrementare l'autonomia e includere le competenze per la protezione della lingua e della cultura sarda. We look forward to hearing the proposals from the conference today as part of a discussion on Sardinian at the General Assembly on Saturday. And on Saturday, in the presence of the United Nations, the Council of Europe and the European Union, Ellen will call on Italy to ratify the Charter of Regional Minority Languages. Quindi non si vede l'ora di arrivare alle proposte da parte della conferenza per introdurre questa discussione e far sì che il sardo sia considerato all'interno dell'Assemblea Generale dell'Elen, e sabato, in presenza delle Nazioni Unite, del Consiglio dell'Europa e dell'Unione Europea, l'Elen farà una richiesta all'Italia per ratificare l'ICRML. Yeah. Miraz Braz, grazie Smeta. Molte grazie. Gracias for the translation. David Hicks. Gracias a David X pro nos ha scontaute vacet Elen. Dunque, pro chi este in Casteddu, o vinzas pro chi est in Casteddu, zappa da Manzano pro l'assemblea plenaria, namus ube, insomma, sana a esplicare tutte le proposte, e dunque, chi vuole partecipare a tesse su Benevegno. Grazie. Well, yeah, I think we've got space, yeah. Beh, speramus. You have to ask Torre, you know. Come amus a facere sa parte dedicata a sos interventos, namus un poco più tecnicos, e dunque a intervenere su direttore generale des Orbenes Culturales, Informazioni, Spettacolo e Sport Renato Serra, sul funzionario de su servizio, pro dare insomma numeros e informazioni su prasu chiesti stauvato vinza saoie, conforma proprio come tannao peris assessore Biancareddu a Salezze 22 de su 2018. E dunque ardeo pedo a Renato Serra de Benere. Poi sì, cheren bene sosatero spuru a si sedere a Inoche, dunque a Enrico Lobina, su funzionario del suo servizio Limba e Cultura Sarda, Cristiano Becciu, Ignazio Puzzu, che è il direttore del suo Dipartimento dell'Iter a Limbas e Benes Culturales dell'Università de Casteddu, Sabrina Rasom, che è stata direttora dell'Istituto Culturale Ladin, e Vittorio Dell'Aquila, che è su direttore del Centro de Kirka pro su plurilinguismo europeo e docente de scandinavistica Università de Studios de Milano. Prego. E tanto do la paragola a Renato Serra, che ha a favedare sos primos anni di attuazione proprio della legge regionale 22 del 2018.
Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere qui presenti. L'ha già detto in precedenza l'assessore Biancareddu, io un po' richiamerò alcune cose che già ha detto lui, il mio sarà un intervento più introduttivo e poi invece i colleghi e gli altri ospiti qui presenti andranno più nel fondo del discorso. Ecco. La legge 22 è stata approvata nel luglio del 2018, quindi ci troviamo oggi, dopo 5 anni, a fare un primo tagliando che corrisponde un po' anche con la fine della legislatura, con l'assessore Biancareddu un po' in varie materie, non solo nella lingua sarda, ma anche nello sport, nel cinema, anche nei beni culturali, abbiamo ritenuto importante ascoltare la base, perché solo attraverso l'ascolto è possibile migliorare una legge e migliorare l'attività amministrativa. Quindi questo è un po' il senso della conferenza aperta che oggi si tiene. Tanto verificare, dare un primo tagliando alla legge, verificare se le azioni fatte sono produttive di effetti per il mondo della lingua e della cultura sarda, capire se alcune azioni amministrative vanno bene o se è meglio modificarle. Ecco, in questo senso i 3 workshop, ovviamente noi su tante cose che sono state fatte abbiamo scelto 3 argomenti, li leggete nella locandina: il workshop sull'ufficio linguistico, il workshop sulla certificazione linguistica e il workshop su Imprentas. Ecco, noi ci aspettiamo da questi workshop degli spunti che possono essere motivo di riflessione per il prossimo futuro, però ciò non significa che se su alcuni argomenti non c'è motivo, non c'è un workshop dedicato, ecco, tutti i suggerimenti sono ben graditi, per cui utilizzando la mail della direttrice di Elisabetta Schirru, utilizzando la mail mia, utilizzando gli altri indirizzi istituzionali, sono graditi tutta una serie di feedback anche su argomenti che oggi potrebbero non essere esplicitamente all'ordine del giorno, oltre che poi anche nelle conclusioni di questo pomeriggio ci potrà essere motivo e modo per poter commentare. Cosa abbiamo fatto in questi 5 anni? In questi 5 anni tante cose sono state fatte. Abbiamo iniziato facendo un accordo con la direzione didattica scolastica regionale e abbiamo costituito la Sobreria pro Simparu de Sussardu, quindi il Comitato Interistituzionale Permanente per l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche. Tavolo che ha consentito di iniziare a ragionare sull'insegnamento della lingua sarda nelle scuole, sulla certificazione. Sono partiti i bandi Insulas e Frailes che hanno consentito di dare contributi agli istituti scolastici. In questi anni abbiamo erogato 3,5 milioni. Abbiamo avviato la certificazione della conoscenza linguistica, abbiamo fatto i bandi NARAMI per la certificazione linguistica della conoscenza orale della lingua sarda. Abbiamo fatto accordi con le università di Cagliari e di Sassari per la certificazione della lingua sarda. Abbiamo fatto i bandi per cosiddetti TULIS, i nostri colleghi del servizio lingua sarda si sono cimentati in nomi
che hanno consentito di sbizzarrirci, insomma, consentitemi questo inciso. Il bando Tulis per il funzionamento degli sportelli linguistici degli enti locali. In ultimo il progetto Imprentas che ha una linea per le TV, per le radio, per l'editoria, per l'informazione nelle testate giornalistiche online, nelle TV in cui si trasmette esclusivamente in lingua sarda. Insomma, tante cose sono state fatte, molte, mi auguro, sono state fatte bene, altre magari sono oggetto di miglioramento, ma sicuramente solo chi non fa non sbaglia, quindi da questo punto di vista avremo sbagliato anche diverse volte, l'abbiamo fatto in buona fede sicuramente con l'auspicio di dare un servizio alla collettività e alla cittadinanza il migliore possibile. Ecco, io vorrei concludere l'intervento ringraziando tutti coloro che in questi 5 anni nel servizio Lingua e Cultura Sarda hanno lavorato. Quindi consentitemi di ringraziare ad uno Cristina Baiocchi, Laura Garau, Enrico Lobina, Katia Deborah Melis, Rita Troia, Stefano Campesi, Caterina Ledda, Donatella Mannai, Gianluigi Deidda, Donatella Melis, Ines Lai, Carla Rossi, Giovanna Manunta, Elio Ferru, tutti gli operatori dello sportello linguistico regionale che ci auguriamo che a breve possano diventare nostri colleghi, non solo da un punto di vista sostanziale, che già lo sono, ma anche da un punto di vista formale. E poi da ultimo, ma non ultima, Elisabetta Schirru, grazie alla quale tanto lavoro è stato fatto. Grazie a tutti. Bene, Commo invece dosa paragula a Enrico Lobina, che è un funzionario del servizio Lingua e Cultura Sarda della Regione Sardegna, e su nos ha fa vedere invece del sardo in sor media di comunicazione, e nos ha fa vedere proprio de Imprentas. Saluti a tutti, mi intendesi, sì. Renato, direttore, Deodoro, grazie a Cristiano Becciu pure, che è un collega del Tattari del suo servizio. Saluti a tutti, è un grande piacere essere noi con voi. Noi approvati a si presentare in Imprentas, un avviso che ogni anno del 2019 permette alle aziende che lavorano con le lingue dei minori in Sardegna, sul dominio dei media e stanno in media sulle comunicazioni, di sviluppare il progetto Sinsoro. Tocca a noi che antes di Imprentas due via altri bandi e attività a capiauso perché tutta la lei regionale 26 del su 97 e chi però Imprentas nasce con la lei 22 del su 2018. Non so che nasce con uno storico, però in Ghizzauso, e te sapere. Anante? Esatto. No. Non ho ringraziato Cristiano Becciu, chiedo umilmente scusa, accidenti. Eusabiri test Imprentas, Eusabiri uno scanto dato finanziario, uno scanto impatto, e Eusabiri finza isa risposta a un questionario che us entregau, possa prima borta, in su mese di Argiolas del 2023, ai autori e ai beneficiari di Imprentas. Potete andare innanti. Se le 22, come è andato fino al direttori, all'articolo 22, interventi in su settori dei mass media, editoria informatica e su web, decide che si deve finanziare una scanto attività e su servizio Lingua e Cultura Sarda ha di trasformare una rauso su chi narra a lei in questa linea che potete leggi, che sono linee di attività che finanziamo quasi ogni anno del 2019. Intanto tenete questa linea A, che è questa pubblicazione di articoli in quotidiano, su periodico, su testate giornalistiche, tenete questa linea B, che sono le opere editoriali, tenete questa linea C, che fosse su prazio
in C1 e C2, che punti produzioni del programma radiofonico e televisivo, un anno è dentro fin alla linea D, che punti produzioni di strumenti informatici, e a Saccabu teneso fin alla linea E, che sta su sostegno ai emittenti televisive e radiofonica che trasmettono scetti in una delle lingue di minoria. Scesi già i calipunti lingue di minoria e tocca a noi che nel 2019 è presentato questo avviso ogni anno e si usa su dei 5. In questo tocca a noi pure che questo avviso cambia da ogni anno, poi c'è causa di a migliorare, di andare innanti. E questa conferenza posso usarlo si serve a comprendere finza come sta andando finza a oggi in prentas, in tanti pensai vosotros, e io pensavo in santo che poteva essere profettoso per vosotros, e finza sono pago con noi, a si donare che l'incono dato. E che lì è la prima pregunta, che uno si vede. La prima pregunta è questa. La prima pregunta è, quanto dinai a posto questa regione? Quanto a posto in euro questa regione poi in prentas? Quanto ha liquidato? Non scetti su dinai chi si avviso su Consiglio regionale e posti in araso su servizio a di posti in avviso, ma finza a cali è funti summas liquidadas e potete esibire che partendo del 2019 questa regione in 2019 ha posto 700.000 euro con summas liquidadas che punti l'ompias a 306.000 euro e rotti e in anni invenienti si sono rennesci sull'ompius a ponni più di 2 milioni di euro, poi l'ompia sull'ultimo anno, che è quest'anno 2022-2023, a onde summas istanziadas e summas fonti uguali e summas prividiadas. I tabolinai tocca a noi, in argomenti funzionari amministrativi, tocca a noi questa slide approvata per una regione in araso di comunicazione. Ancora non funti summas liquidadas, funti summas in araso impinnadas, questa rendicontazione ancora da peso vai, post ultimo anno. Il tapode sul ligi di questo grafico. Potete unire che in maniera progressiva in questi 3 anni si sta registrando un equilibrio entre summas istanziadas e summas liquidadas. E vi è pure che sta aumentando, e sta andando i summas istanziadas e summas liquidadas a bello aumentano. E altri indicatori potete andare innanti che pensavo si possa interessare è sa relata entre le demandas ammissibili e le demandas rendicontadas. E sta andando di tutte le demandas che passano su step di ammissibilità. Quanto funti le demandas che l'ompinti a Saccabu, che ben intivagadas a e potete esibire in questo grafico che le demandas funti aumentando. E su 2019, fino a questo ultimo anno, le demandas funti aumentando, in alcuna maniera che forse si imprenta funziona. È stato dato e che teneva un numero pettichetto di adesso di demandas che punti ammissibili finanziadas e che non punti rendicontadas. In 3 anni sono scetti d'oggi e punti proschettotto demanda beneficiario su che a ricinti narauso si impinno, però poi si rinunziano a suo contributo. Se si vuole una percentuale che è prospago del 10%. Innanti un'altra pariga di cose all'estras. Un'altra pregunta che si potesse fare è: ma e ta vai di questa imprenta? Cioè, e ta produci di questa imprenta? Scali punti sa effetto. Tocca a noi che noi ancora strantaggiato, fregao un sistema di monitoraggio e valutazioni. Però è usato una pariga di conti, è controllato i documenti, si può usare, per esempio, che possa linea A e stanno le cartelle editoriali, gli articoli. Se è passato dal 2019 a 1100 cartellas, a 2400, 2500 in su 2022 e posso tocca dalla linea C, radio e televisioni, se è passato da 800 ore a 1110 ore di trasmissioni
produziasa. E stanno che su dentro un aumento in linea A del produce del su 100% e in linea C del su 36%. E l'ompeuso all'estero è questionario, su adesso vedendo uno paga all'estero poi questa conferenza è plena, insomma non mancai adesso a po' di dai mellus in easy workshop. Poi la prima volta ho fatto un questionario, poi gli autori di imprentas e poi i beneficiari, ita santinau. Scieuso che le lingue di traballo, noi siamo vedendo degli autori, scieuso che le lingue di traballo, per esempio, noi nei autori si fonti tutte le lingue di Sardegna e stanno che non finanziato certi su sardo, finanziato pure le altre lingue. Sottovalutazione del gradimento è stata a meda, tocca a noi chiesti autovalutazione, insomma, che uno si valuta male, comunque non di teneoso, autovalutazione in araso scarsa. E posso che per toccare su standard, sa metà dei autori imperano a LSC e poi si ci fonti altro su proponimento. Tocca a noi che un anno in una pariga di linea sa LSC fia su standard narauso obbligatorio. Potete andare innanti e tenere su finza e ho fatto finza uno questionario poi beneficiario. Chi via da anonimo, non sciente beneficiario chi via da anonimo, non ci può dire adesso rappresaglia. La prima pregunta è stati argomenti che è su giudizio in pizzo della graresa dei avvisi e commenti potete esibire nemus hanno che non di bragenti, che non punti grarus, più della maggioria hanno che punti abbastanza grarus e un numero umano dei beneficiari hanno che punti bonus e sa proprio cosa sul livello di aggrado con pro-AU e stanno a registrare e poi serrai questa presentata se ho fatto finza che nessuna pregunta qualitativa noi ho supposto tutti i risultati di noi tornano grazie a tutti i che hanno risposto al suo questionario poi si serve di me a migliorare imprentas. Noi si pone su una pariga di risposta che hanno donato una bella pariga di persone che hanno risposto. Posso che tocca da linea A, santi preguntò di ammaniare le piattaforme che ospitano i articoli e può essere che vi hanno pensando ai social media, YouTube, insomma, un'altra maniera di fare informazioni e finché di fare su scritto. Posso che toccare da linea B, Medas santi preguntau de imperare la linea B per fare materiali didattici per la scuola. Posso che per toccare la linea C de no giuicare i progetti scelti partendo dai minuti de donare più valore alla qualità. E Medas antifinza sa preguntau de fare più semplice la rendicontazione. Tocca a noi pure però che Meda beneficiario su Santifinza ha scritto che tocca da migliorare questa rendicontazione, però conforma altro su procedimento amministrativo, su procedimento amministrativo di imprentas e l'Estrumeda a rispettare i tempi. Noi siamo orgogliosi che siamo riusciti in questi 5 anni a fare diventare imprentas un appuntamento fisso. E stanno ai beneficiari su scinti che ogni anno c'è adesso un avviso che dona attuazione all'articolo 22 della legge 22 e noi pensiamo che questo possa servire finché a fare programmazioni e a migliorare su prodotto che è a causa a cabo di questo procedimento amministrativo. E ho pubblicato imprentas quest'anno pure. Tenesi tempo finché su sesi della Damini per presentare il progetto, si convidò a presentare il progetto e ho pensato finché da un procedimento amministrativo che in sa pregunta che si imbilda da un pago, portare su chi narrata dei VDX, un pago ai programmi a gestione diretta dell'Unione Europea, e insando su poi finché atturare gusto a costumare un pago ai beneficiari, a presentare 10 progetti. E poi uno paga santi che può salutare mi ci penso. Devo grazie a tutti i che hanno traballato per fare questa conferenza, poi mai è traballo,
noi scetti traballo. Intanto tu devo dare grazie a tutti che traballano e guerrano, posso usare ogni dì e per tutte le altre lingue di Sardegna. Grazie. Innanti de dare sa paragola a Cristiano Becciu, in Palasa, chi è Cherete, potete andare a si vivere un caffè, insomma, bata qualche cosa da vivere, non firmamusu, che insomma, bagalu meda de narrere e de vachere, però chi ha bisogno, insomma, de questo schimbe minutos pro tornare in senso, in Palasa pudiese insomma andare a bospiccare un caffè, una tasseaba, su chi riese. Tanto Cristiano toccat attive, Cristiano Becciu, su puru este un funzionario del servizio Limba e Cultura Sarda della regione, issu però che sta in Tattari, e issu invece non fa vedata de sos ufficios linguisticos e dunque de risultados de mezzoros e de intentor de punnas pro su venidore. Cristiano. Grazie a Maria Antonietta, grazie a tutti che sono presenti in noi. A me è una tarea mattanosa, torna in seguito che devo fare dare del suo titolo, che ha poseverato una parola, mancari chi non conosce in tutto, chi è bardare, forse posammentate Sardia o sa località di Marina che si narra Puntaldia, che si deve chiamare Puntardia, e sta a narrare un monticio in cui si può baidare, castiare e pompiare tutto, però guardare e fare la guardia in italiano. E tutto è questo procedimento che si chiama in suo servizio Limba e Cultura Sarda. Guardare ite, salimbasa plurale, che ammentiamo che in Sardegna, come te hanno nato, sosattero relatore, che abbiamo due limbasa imparata da esa legge 482, che va da Gai, si conoscono a maniera di tutela su sardu e su catalano de Salighiera. Ma la legge 22 tutela e conosce e dà valoramento a altre tre lingue di Sardegna che sono in ordine di mannaria su Gaddoresu, che ha ammentato l'assessore, su Turritano, un amus Turritano che ha beste saida de Tattari, Sossu Lunaro come Lunaranissoso, Istintino e Portudurre, e su da Barchino una lingua che sta a corso a livello chilometrico. Amus abiter che sono risultato, sono mezz'ora che si può andare e sono intentos che sono sempre che non donano isperamanna. Cambiamo. Dunque, essendo sa legge statale, sa chi ampara da sa due lingua di Sardegna, su dinari este desistato, beni da Roma, canteste. Io devo resumere 3 anni di procedimento e siamo facendo dei dinari che ben pago più a manco este di 1 milione all'anno. Fidi in più, che è una legge che all'ompido Occanno ha tirato già in leva 24 anni e si scetta su Griffone este andende se rende, però 1 milione di euro l'ompede pago più a manco ogni anno. Su dinari regionale, bidides custos colores in biaitu, in blau, amusu i fondi statali FS, acronime CUS, dinari statale, in colore aranzu su dinari regionale. Su 2020 sa distanza ermanna 863 mizza contro 200 mizza. E su 2021, che vede un'annualità particolare che è su peusano del coronavirus e dunque sa regione sta intervenida e va posto a più dei suoi nari pro sasatra strelimba de Sardegna fino a 1 milione e mezzo in più e sono i quando in ue sasturrese sono belle che cavale se precisa sa samante si artaria. E su 2022 pare chi mimine però este una trampa in cui non dobbiamo ruere pruite che su 2021 vidi biennale e dunque sa chi non hanno compreso a suo progetto dell'anno antepassato non potevano incominciare su 2022 e ho dato una bella nuova capo su premesso della direttora mia Elisabetta Schirru su 2023 siamo bessidos con un progetto che si narra da acronimo TULIS che narra tutela lingua sarda e a principio sui narifi bastante pro 23 de so 40 battorentes che hanno fatto domanda
Ebbene, amus agattadu dinari, sa regione ha agattadu dinari pro lo sfinanziare totus, s'unicu, s'ultimu, da esa richiesta a su chi poter resire del finanziamento e dei 2.000 euro in manco. Dunque, traballo pro operadores, profetto linguistico finas pro sarbiddas. Andiamo a dainanti. Chi è uno che fa che sal dimandas? So sente gli istanti si narrano in italiano. Beh, sono ente locales, possono essere Camera di Commercio, da quando bisogna in regione mai è scombinato che una Camera di Commercio ha fatto dimanda, e invece l'azienda sanitaria locale, abbiamo un esempio di un'azienda sanitaria locale che ha fatto dimanda pro dare un servizio linguistico a soso operatore sanitario ma fino a sormalaidos, che un ente quando fa una dimanda pare da sa sola, io posso fare dato di una media di 40 entes che fa in dimanda, ma si dirano tutta una filera di comuni che sono o di competenza territoriale. Poniamo esempio, provincia del Sud Sardegna, pare che fatta questa dimanda a provincia, anzi la vaghe, però si dirà 107 iddas comunos, dunque sa presenza è manna sul territorio. Però teniamo fino a esempio di unione de comunos entre sovraordinato, e dunque sono parizzos chi va in dimanda comunità montanas, ma fino a comunos a sa sola, sempre che brinchene salaccana di chi mi abitantes. Andiamo a dainanti. Questa in birde è sa presenza del servizio linguistico in Sardegna in 3 anni, 2020, 2021, 2022. Sa zona in birde fanno comprendere che siamo lompidoso annessi su 80 gimbe e 90 progentu del suo territorio sardo. Sa parte in bianco non sia da una varta, non rueda si sa varta, che in questa zona mancari non bisia da si sportello, sa formazione e attività culturali, che sono i 3 interventi, ambiti di intervento del Sabatto Duoso, abbiamo saputo la maniera di attivare il laboratorio linguistico SL1 e su 2021. Dunque, questa programmazione regionale è lompida a tuttue e sa cosa in bonus uno che sul territorio del Sagaddura che come dite messo in birde fi tutto in bianco e fino al territorio del Sudurrittano stanare del Sallimba che sono finanziato con San 22 fidi in bianco e come a bella bello si è fatto in birde, si spera della colorare tutto in birde. Andiamo a dainanti. Abbiamo fatto noi spuru preguntas a seus operadores con un questionario, sas preguntas anonimas, a chi nos ha risposto? Nos hanno risposto sos amministrativo pro subiusu, che noi sinamus assente e faghimus qualche pregunta, pro subiusu chi è sindincurada, chi è condivisa so progetto sono amministrativos, chi nos hanno dato parizzas impostas e sono in un numero namus che di una barantina anno nos hanno risposto in 41, potremmo non chiesto una buona media e nos hanno dato so sparre risoro e dato so che noi siamo intreverato, incrociato, una murgaina, una parola italiana, soldatos oggettivos con custos oggettivos. Andiamo a dainanti e scopriamo chi qual è il suo problema più umano di questo servizio linguistico e beh, la maggioria nos ha risposto del sos amministrativo che sono servizios a lampalughe. Impreo una frase a sarda che dorra lampalughe che renarre intermittente come beste poscano beste, come beste poscano beste. E questa mancanza di continuità temporale non è profettosa per un servizio che deve essere desigito, ma non hanno dato pure che sono un servizio a passo lungo e sta a narrare fa che in 8 mesi che questa media di attività posca pro problemas de burocráticos amministrativos si frimmana che bighere fino a sos tempo di presentare il suo progetto, di istruire, li schimo bene Deo e tutti i colleghi che mi danno una grande mano e aiuto, anzi sicuramente stimano solo questo procedimento. Poi qualcuno nos ha dato, mirate che questa gente non spedi il servizio, massimo questa gente che a dell'umano sa limba non la conoscete.
E dunque a questo servizio deve procedere a manudenta con un altro servizio di politica linguistica che affortiene s'idea e si stima del sardu. S'ultima risposta che va che uno va a riere, però narra di uno va sa verità, su varre dell'amministrativo este, sosattos in sardu non tiene per una balia legale. E questo sta bene, non era fino a sabato 2, l'articolo 1 narra la legge dello Stato, cioè la lingua dello Stato è l'italiano. Però fino a straduende e un montone di traduzione sono state fatte, possiamo mezzorare questa qualità. Andiamo a dainanti, so servizio servine a sa gente. Sa risposta più manna è che sa in birde, sutta, eia, manco male, non l'un'ara amministrativo che non è un udenico. Calicuno non sa nato, ma è una buona proporzione, l'ha marcato un irde, un uvago birgiaro, però è sempre irde, un uvago, servini ma un uvago. Poi bisogna comunoso, i nue servizio non sono lampalughe, i nue servizio non sono a paso longoso, chi non narra meda. E questo è l'esempio che dobbiamo seguire, questa è la guia. A dolumanno besfina sa verità che è nata, chi è narrata non servini a nulla, che è fisiologico vinasa una risposta negativa. Andiamo a dainanti. Chi esigi il suo corso di formazione? Ammentiamo che su un corso di formazione per migliorare la qualità della conoscenza della lingua a livello morfosintattico, grammaticale, fonetico, della pronuncia, della scrittura, ma fino a del faeddos, del lessico. E chi lo sigini questo corso? Sabato 2 che chi sia una dipendente sibia, cursa 22 amo permesso di aberrere a sa gente e difatti so che si di più sono seguidores esternos e carchi dipendente. Sa durre in grogu narada su più sono seguidores esternos e sa durre in rugiu pezzi personale dipendente. Andiamo a dainanti. Sos amministrativos pruite sono in artu in pizzu de gustadurre groga, ca in sosentese, chi lo fa che sos progettos? Non so in no che pro tirare sa sorrigia sannemos, però è un dato che deve essere a pizzu per fare a comprendere. Chi sente progetto di politica linguistica è su politico che si deve incurare, ca è cussa sa bunna dessa legge. Però sos amministrativos, manco male, de legge indischini, sono amantiosos e finas a seguidores e faidadores de sardu, e sos amministrativos, oppure questo è esperto esterno che dà una mano e aiuto. Andiamo a dainanti. Cale titolo dene sos operadores, abbiamo fatto domanda a fine a sos operadores in forma anonima, de un'ottantina che bisogno non hanno risposto una parte del battoro di amurnare in matematica su 20 chimbe per ogento. Cale titolo hanno, sono tutti operadores con titolo di studio, so più laureados. Sa maggiore parte laurea magistrale, bindata fino a laurea triennale, ma bindata fino a diplomados, che sono presidi, progussa ponato bardiare, presidio che narrare, proteggere, salvaguardare, dunque sono soldados del sardu e della altra lingua speri sul territorio sardu. Operadores sono formados e certificados, promuove questa certificazione C1 che andiamo a fare dare l'intervento del professor Puzzu che ha da seguire su meu e su mesu di questi operatori che non ha risposto non ha dato chi su 50% tenene questa certificazione. Satero sono sena certificazione, però canno in questa sessione noi schimus chi è stato approvato su Sidone, dunque si può dare che questa durre in colore aranzo sia più bassa, ma sono vinas operadore del servizio linguistico formados che hanno seguito corso di aggiornamento e pagos non lo hanno seguito e su corso di aggiornamento lo hanno maniato sa regione e sos annos antepassados, però bisogna una meta, che questo aggiornamento è una cosa che è fatta desighido. Andiamo su a dainanti. Ite contratto li pagano a sos operadores, a dell'umano sos operadores manno a baidare, manno a castiare, te contratto non sfagano. Si che questa normativa della contrattualistica su più sono dipendentes a tempus della ditta affidataria, però bisogna finas a durre in gruppo so collaboradores coordinados della ditta affidataria, che su più è esternalizzato sul progetto, diamo sui nari a sosente deve fare un procedimento pubblico.
E in questo tempo è crescendo un'altra filada che è questa dell'apertura della partita IVA che si viene professionalizzare e fino a cercare di avere carichi sudditti in più su chi non guasta. Sempre chi la barra di prosa normativa. Qual è la linea impreada de esos operadores chi servi de più de sa satera? Un altro acronimo, direttore, CROSS, che la povo studio che adorra un correggitore ortografico sardo, ma scomente il suo gioco del su football, no, del calcio, come noi sa regione dato un cross si settende che qualche attaccante vetta sa rete e di fatti abbiamo fatto un grande gol, siamo binchende che questo correttore regionale ortografico lo tengono in considero come utiloso. E parizzo su utiloso mega, pago utiloso, che era dannoato, che era data la sparola, però come esprimo che domani l'architettura multimediale della regione, no, dell'Istituto di Sardegna Cultura, non vi gira più e tocca da agattare un medio pro chi dorrene cavalese sul sistema informatico cusaina. Damos ad ainanti, io so currente, so risumende 3 anni, sa gente imprea da suo servizio l'unaras operatore anonimo bastante a sufficienza. Però uno 25% una rammeda e chi è una pagu a nuda non beste manco male su balatto questo è una durra in testa andiamo a dainanti so giovano questo è l'ultimo dato come a caramus duol dato sa dimanda vidi so giovano dai 14 a 30 anni chi si giuana chi impreana so servizio sono su che bessi da pizzu lo devo narrare amicus platto sed magis amica veritas pagoso. Questo è so parre de so sentes, però sente non narana, che sono bastante per su 30%, medasa per su 20 e uno 15% troppo pagos. Abbaidate te narana sos operatore tancamus, narana che sono pagos e troppo pagos addirittura. Casa i settano un pago di più su de presenza de so giovane su benidore nostro, aumentiamo questa trasmissione intergenerazionale sul fatto che sa mamma e so babbo non fa ne più in lingua sosfizzoso e sapremo cosa che si deve fare. E dunque sa provare in modo a maniera che sa lingua e sa lingua non si perdano e non si sperdano, vade tripagliare meda e i gue che andiamo a fare sul laboratorio workshop li narrano in inglese, andiamo a bogare a trasdato. Bottoro, grazie. Bene. Pensavamo che caías acabado. Vai. No, aspetta. Innanti di dare la parola al professor Puzzu dell'Università di Casteddu, 3 o 4 minuti so dovete agguantare un'altra faidata mia, che vuol votare soldato del suo questionario soldato soggettivo. Siamo faidando la certificazione C1, una certificazione che è prevista dalla legge 22 e come che è scomo o è questo è sta obbligo via pro so chi cherene insinzare su sardu in scuola a maniera però curricolare. Andiamo a dainanti. Promore di un accordo tra amministrazione del suo comune di Salighera e sa regione che abbiamo fatto una certificazione pro su Saligheresu, l'Inaro Saligheresu, se non catalano l'Algherese, e sul Dipartimento dell'Itteras, Limba e Bene Culturales de Casteddu, si è fatta questa certificazione. O che hanno passato in su 2022 pro su Saligheresu sopra 20 battori iscritti, 21 idonei. De su sardu sopra 120 iscritti, 96 idonei. Cioè su numero, sa presenza, sa percentuale di idoneità
è maggiore e più di sa chi si settaia sa commissione di valutazione. Siamo sfaidende de inidoneità de su da cassette e su 3% quando si settaia su 20%. O cannu si è fatta un'altra sessione di certificazione in su mese dei capitanni, risultoso, cioè idoneo, ancora non si ischini, sana ischire, si spera este a fine mese, entro su mese de Santaini la Damini, e iscritto su un cento in banda, ma sapete quanto vanno a essere idoneo, e l'ammento a chi è espunnato, a chi è che le aree pigare questa certificazione, chi il su 2020 battoro a principio dell'anno, namusu Giannarzu, e va ad essere un'altra sessione e un'altra in verano. Dunque, date sempre un'ogiadedda, una verguadedda a susitto di questa regione, probos a sentare a chi è la guerrelleare questa certificazione. Andiamo a dainanti. Cantos C1 sono in Sardi Saligheresu, l'ho apponato prima, su 2% dei non inonesi in Saligheresu, su 7%. Fisiologico è che non colene, che non passa, che non propassa sa proa su 20%. Dunque è andata in meta, andiamo a dainanti. Chi ha pedito la certificazione? Ha pedito certificazione candidatos chi hanno titolo di studio. Bindata su viuso sono laureato più del 80%, ma fino a diplomatos, ma in mezzo a sono laureato con l'area magistrale o l'area triennale, bindata con una scuola di specializzazione, con un master di livello secondo, con un dottorato di circa. Dunque sono gente che si chiede formare per dare una mano in questa politica linguistica. Andiamo davanti. A tenere in conto la varietà a livello orale, essendo che l'Università di Castello ha seguito questa linea di tenere in conto la varietà orale di provenienza su candidato, e è parfido a sos candidatos, utiloso. Che sonara benzo dai su connotto meu, però è giusto a conoscere tutta la varietà di Sardegna, che teniamo in conto su sardo come una lingua, partita in varietà orale, chi è fisiologico, può potennare quale si sia da linguista. Andiamo a dainanti, pro cercare di acconsare un sistema ortografico che esistia già con questa norma sperimentale dei standard sardu, anannantu carchi grafema, tresobatto simbuleddo per rappresentare questa competenza iscritta, questa varietà di sissoro, e a serbi di questo repertorio grafematico li siamo pedito a sos candidato, non sanno chi è, sa maggiore parte, su valattu più sartu. Andiamo a dainanti, di servire cursos innanti dessas proas, questa è desiderata, come si narra, no? Mesi in latino, mesi in italiano, eia. Dunque, sos ateneo sardos e l'università che ha incominciato con questa certificazione di andare a maniare il corso di formazione per preparare a questa certificazione. Ancora, fine. Creia che mi dai un'altra, invece non best. Saluto la parola al suo direttore del Dipartimento di Litteras, Limbas e Benes Culturale, professor Puzzu, dell'Università del Castello. Grazie. Giusto pro avvisare chi appustischi camusa cabare questo giro di intervento, ma non essere zor workshop, custar mesas, tecnica de traballo, uve, siccome hanno essere pro argomento, e dunque uno ha essere supra su ufficio linguistico, uno supra la certificazione e uno supra su bando imprentas, dunque chi è che approfondire, intervenire, pedire prus cosas, può partecipare a uno o vinzas a due, come l'andamento de custoso addobios tematicos, che appustisi soso namusu as persone che hanno a guiare custoso addobios nos hanno a torrare sul risultaos de custo che sono laboratorio namusu e dunque a essere in cui deo come dosa paragola professor Puzzu Bollunaro Bene, che è il direttore del suo Dipartimento di Littera, Limbas e Benes Culturale dell'Università de Castello, che isu a entrare galu prusu a intro della certificazione linguistica.
Doro gracias a Deu, datinao benimeda. Ingizzendi, esti voimi uno pregeri mannu, asilompi a tottuso. Si intende? A tottuso, ai autoridades e a bosartur tottus, che si noi, su saludo del rettore dell'Università di Casteddu, su professore Francisco Mola. Donuno de nosu depidi dorrai contu de su chi narada e de su chi vaidi, esti su chi se offendi nosu tottus oi. E a pizzo de dottu chi su chi narada anda da pari con su chi vaidi. Non volu dorrai a coda meda a regodendi. Nauscetti, che si impegno dell'Università di Casteddu, beni di atteso in su tempus. Non penso scetti a su paperi della facoltà di Litteras del su 1971, iscritto de Giovanni Lilliu e di Antoni Sanna, e votato de dottus facoltadi, Sardus e Furisteris. Penso a pizzo de dottu a sa circa scientifica, che ha di permittiu de impreai su chi scidiaus de su sardu, con su chi scideus in moi, e de pode apparai su chi se offendi in moi, in sa pratica. Penso a su triballo de Giulio Paulis e de Maurizio Virdis. Nomenaus po sa conoscenza chi tenenti e chi santi donau e si donanta de su sardu. Penso pure a collegas che non ci funti brusu, come Antonietta Dettori e Edoardo Blasco Ferrer. A totus teneus un depido mannu, pro Max Leopold Wagner, che ha diffondau sa circa scientifica a pizza de Susardu e ha consentito a Susardu di essere un riferimento per sa circa scientifica internazionale, che in questa conoscenza teorica nuda sia de si può fare in moi in pratica. In sa conferenza Limba Veddata tenne su mese vriaggio de 7 anni fa, narrau che all'università non fai di politica, fai di su chi depiti, e adesso annai sa circa in scienza e sa formazione. Poi devo aggiungere pure sa chi si zerria da terza missione. E adesso annai su documenti su università di triballada con sa comunità può migliorare sul luogo. Narrau che teniamo progetto sparaus, ma cercavo di porre in pensamento a chi si pensavo de vai impressi e intrevessi progettus a pizzus de cosas troppo mannas. Narau che toccata a sceverai operas, cussas chi si podiant fai luegus e cussas chi arrechedinti prus tempus o finza tempo meda posimberai. Casi dotto si può di fai, ma tocca di studiare e programmare con considero. A pizzo dei cosas chi fiaus prontus a fai, narrau des istituzioni di una cattedra di lingua sarda, non linguistica, che da Deneus già è dei anni 50 de su 900, ma lingua. Pensata commente tutti i atrus imparus, de tutti i atras linguas, chi i spicciocos e spicciocas imparant in su universitari, in calisi sia da parte del suo mondo. Lingua italiana, o lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua araba, lingua cinese, lingua sarda. Un imparo teorico de linguistica e un imparo pratico, fuedendi sa lingua quis lettoris. Una cosa di aici mancata in Saras in Sardegna, de Sanna Pustisi, curria da Sanno Accademico 2016-2017, e sti partita sa prima cattedra de lingua sarda, tenia del suo professore Maurizio Virdis, accompagnao de dus lettoris de due scalidadis de sardu, una de cave bascio e una de cave susu. Su finanziamento esistette, come antennai, a Singhizzo a Zuculitus, ma poi gli ultimi 2 anni passati e poi gusto che sti comenzendi, torraus grazie a Sarras e prima di tutto a Sassessori, che ha finanziato i lettori. Ci dieta bolli de Bruso, de Prus Calidari de Sardo, proprio tempus, ma intanto dus teneus. Den Saras, medas picciocas e picciocus sardus, anti imparaus su sardu o anti sigiu mens imparu, che già è dumazianta. Ma noi sti scetti gusto, funti bennius, devoras a imparare su sardu, picciocas e picciocus de Germania, de Olanda, de Francia e aici de Sighiu. Su corso imprea da 60 ore di linguistica, possa conoscenza scientifica della lingua e 320 ore del laboratorio. Può imparare fuori e iscri o può affortiare le competenze, pochi si già iscri o fuori e fuori.
Scetti su 2021, e adesso annai degando teneusus accordo unica RAS, due punti passausu 155 studianti e dei gustus 108 antivigausi idoneidadi. Fuerdende con RAS, una variga de annus ai moi, esti bessida a pillu s'esigenza dessa certificazione. Si seus accordaus, può cominciare con un divai una del livello C1. Ringrazio il dottore che ha introdotto su tema. Grazie, dottore. Secondo, su chi comanda su quadro comune europeo per la certificazione delle linguas. Sul Dipartimento dell'Iteras, Linguas e Benis Culturalis dell'Università di De Castello, con RAS, antistereo prima un accordo e antiprogettao attivato sul progetto scientifico della certificazione. La certificazione scientifica è un imprego complicato per sé, ma è meda più complicato chi tocca da una lingua che è standard e adesso che è una grammatica, un vocabolario a riconosciuto dei dottus. Su sardu esti uno e medas, come giustamente ha detto sul dottor Beccio. E qui questa arricchezza, tornai, arricchezza, tocca da fare scontus. Arricchedenti sabidorias de qualitadis medas. A parte sa conoscenza de su sardu, due ha bisogno da gente maista di acquisizione di linguas e de glottodidattica, non funti sa proprio cosa. Altra di linguistica generale e di sociolinguistica, altra ancora di linguistica computazionale, di informatica, di statistica e a pizzo de dotto di filologia. E ahí ci desighio. Commenti si seus movius, commenti appunnao a Singhizzu, su università non fai di politica, non narra da nemus commenti depi di vueddai, studia da commenti sagenti vueddata e poi da duvaidi ai gussa maniera. Desiglio ai gusto, seus movius de su considerai sa ricchezza manna dei scalidadis de sardu e ai gusta a ricchezza e us applicao su metodo in maniera dentadora. Duncas, non a una caliga di scetti, ma a un ugantu de galidadis. S'abidea de vundu esti che ognuno ia da depiessi provau e preziau po sa competenza chi diaberus tenidi prima de dottu in sa qualità di chi vueddata, in noi podi di fragai a rastu de domo, e a coa meis atras, a su mancus ad sa scomprendi, sa chi si narada competenza passiva. E us applicau su gli estimentuau come metodo sperimentali. E us produsiu un test sperimentali, seguendo con scrupolo come si va di poi test in tutto su mondo. A primo e us apparau su chi si zerria su corpus, e adesso annai sa regorta de iscritto e de vueddau, bogata de simpreu beru de sa lingua. Poi si scritto, si seus furriaus a sa letteratura logudorese e campidanesa, su sardu esti scritto de casi milliannus, non de ariseo, ma pur e usubigau dei impreus dei giornali e das amministrazioni. Po su vueddai si seus furriaus a registrazioni in medas calidadis, sa regorta de gustas calidadis de pidessi a magnada, ciboli di tempus e triballo. Uno triballo umano, posso chi de peus torrai grazias ai nostros operadoris, che anti triballau con competenza e con sentito, triballo chi depi di sighi. Su secondo passo, esistezio su de dibogaia foras, su chi i glottodidattas naranta su sillabu. E adesso annai, una isteria de impreos, pois ha bisogno dessa comunicazione de donni a di, fatta che non si considero de s'affaingio che si andata a fare a coa, posso imparo. A sighi, due esistetti a sa costruzione dei sprovas, podastais competenzias in su vueddai e messi iscri. Posso livello sceverao su C1 de usonau. A pustis di una prima steria dei sprovas, ha di toccau a das presentai. Poi scoviai che non fessenti né troppo liggeras né troppo traballosas. Sindanta fu dai mellos custume riceddu is collegas che anti pensau e posto impari sud-est. Scetti a pustis de dotto gustu, in su mesi de capodanni, de s'anno passau, s'estidente a posta prima volta sa prova de certificazione, sa seconda, da dinau su dottori, s'estidente una variga de citas faisi, atras duas funti previdas a posta metadi, in sa prima metadi de s'anno chi benidi, e de gustu pura santa fu dai collegas. Infinis, i moi funti duas isurgenzias.
Sa prima si sa costruzione del sud-est podotto il livellus, poi vai accostai a totus a su sardu, a seconda dei forzas e della sua competenza di ognuno. Sa seconda è fai una grammatica e un dizionario generale di stu sardu. Questo arrechede di tempus meda e meda di riballo, de parti de gente meda, ma poll'ompia sa cabu tocca da primo a muovi su passo. In sa complessità del suo mondo de oggi, in noi sa globalizzazione all'isia da sa varietà e in dividi de medas uno, sa gente prusabista teni da coidao si identità, sin de fuedao o in da fuedao sa assessori po primo, che adesso annai si identità su chi commenti Zeus a su mondo e forzi svora su de poita. Sa lingua non esti scetti uno streppo po fuedai, questo pure stettionavo prima. Esti sul riflesso dei commenti sa comunità di più e bivi sa vita e su mondo. Furniti sa tassonomia dei scosas. Esti su chi veridi questo scorsoggio de sabidorias finza sa iserenzias che anta benni. Chi sa lingua moridi su passo si firmada, ma sa lingua moridi chi non esti pro sostegna de sa cultura che matta che inzia reginas. Su una cosa è sartra, andata, pensatas, impari. Nanta a ca, in sa facci dessa terra, sianta guardatas a oi 7.000 linguas, che insennai dei varietali, dei scalidati prospettias. Anti calculau che chi sigide a scomparesse con sa velocità di deoi, a sa fini dei questo secolo, danta varrai manco de sa metadi. Da zerrianta desertificazione linguistica. S'ecologia si narra che sa diversità dei formas de sa vita esti sinno de vitalidade dell'ecosistema dotto. S'ecolinguistica, che studia su de commenti si segante in pari s'ambienti e in linguas, si narra che sa diversità dei scalidadis esti sinno sicuro de sa vitalidade in soru. Questa diversità tocca da curai, si può da aggiungi, ma adesso lastima manna su farsi impressi. Sa parte chi potete fare su università esti desiglia di studiare sa lingua e sa cultura con sa circa scientifica, acconcada a sa circa internazionali, presenti giovanos de valori, cindi bolenti medas, che su triballo estimanno e su tempus estivagu. Chi pozzanta giovanos e giovanas, chi pozzanta sighi su chi essi stetiu fatto finza sei moi e da mellorai. Ma tocca da non perdi tempus, ci bolenti mezzos, non medas, ma segurus in su tempus. Sa vita di una lingua è sti cosa troppo umana, po due cappi in uno disinno de oi a crasi. Tocca da pensare commenti servidoris de una bidea che anda da meda prusattesu de ognuno del noso. Grazie per messa ascoltau. Appustisi de aer intesius a voce des universidades, como invece se dosa paragula a Sabrina Rasom, che è sa direttora des Istitut Cultural Ladin, issa nos ha fa vedere desa legge Battoroto Duoso, desa scriticitades e desa propostas. E dunque, ecco, damus a paragula a Sabrina Rasom. Vai. Funziona? Sì. Develpai, grazie per questo invito naturalmente e anche per darmi modo di condividere con voi non solamente le criticità della 482, che ovviamente, come vediamo, in parte conosciamo tutti, ma anche per essere propositivi e andare verso delle proposte e comunque verso delle modalità di condivisione che dovrebbero portarci tutti insieme ad agire dal basso, come vedremo, e a fare delle proposte, perché noi non siamo oggetto, ma siamo il soggetto lattante del futuro delle nostre lingue. Ecco, do un po' di collocazione da dove io vengo e vorrei
in qualche modo partire da qua per farvi capire quanto sia importante partire dal basso, per quanto anche noi come Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino Alto Adige siamo tutelati, abbiamo delle leggi che ci portano ad avere dei diritti, diciamo, anche molto alti a livello di politica linguistica. D'altro canto però ci troviamo a fare i conti con quello che è il territorio, con il parlante, con chi dovrebbe essere il soggetto. Ripeto, perché spesso ci troviamo ad essere oggetto della salvaguardia della lingua e tante volte non riusciamo a capire quanto sia importante avere anche dei doveri e non solamente dei diritti in questo senso. Il territorio. Ne abbiamo parlato, anche chi mi ha preceduto, anche David Hicks ha sottolineato quanto sia importante per una popolazione, per un popolo, per una comunità fare riferimento al proprio territorio. Questo naturalmente succede anche e soprattutto, mi verrebbe da dire, per le lingue meno usate, per le lingue regionali o appunto di minoranza. Perché il territorio fa parte della nostra cultura e naturalmente il territorio è ricco di lessico, è ricco di parole, è ricco di costruzioni linguistiche che i linguisti sicuramente hanno approfondito e abbiamo approfondito insieme questo argomento, quanto la lingua sia legata al territorio e quanto ci faccia a volte ridere vedere come altri territori hanno altri modi di dire e soprattutto come approfondiscano il lessico in base al loro territorio. Naturalmente il mio lessico legato alla montagna è così specifico, non esiste in italiano ma non esiste nemmeno in un'altra lingua di minoranza e questo credo sia fondamentale per far capire questa biodiversità che arriva fino in fondo. Allora, come vi dicevo, i ladini della Val di Fassa in questo caso con la salvaguardia giuridica a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, ovviamente non vado nel particolare di tutte queste leggi, è evidente che hanno una tutela molto alta. Questo però non significa, ed arriviamo qua, questa è una parola ladina, significa tuttavia, pura un po'. A me piace particolarmente perché tuttavia, nonostante tutte le leggi e tutti i diritti che abbiamo, manca qualcosa. E manca qualcosa di particolare ma quasi ovvio. Manchiamo noi, manca chi dal basso non dico crede, perché noi ci crediamo, ma riesce a trasmetterlo a chi non lavora in questo campo e a chi dà tutto per scontato. Questa è un'altra parola che secondo me è importante, se vogliamo poi andare a capire anche perché in parte la 482 forse non funziona, non ha funzionato o ha degli aspetti che vanno rielaborati e ricondivisi in una negoziazione fra noi, comunità di minoranza e chi da sopra ci comanda o scrive banalmente le nostre leggi. E cosa manca? Manca normalità e mancano dei passaggi essenziali nella normalizzazione della lingua, perché questo passaggio è fondamentale. Noi possiamo partire dalla pianificazione dello status della lingua, possiamo lavorare al corpus, quindi prima alle leggi, poi possiamo lavorare agli strumenti perché la lingua possa sopravvivere, andare avanti, essere insegnata a scuola, però poi nella fase di acquisition planning, quindi in tutta quella fase che va sulla popolazione, va sul prestigio, c'è anche la normalizzazione. E perché la normalizzazione non funziona? Io sono molto affezionata e l'ho condivisa più volte, credo anche con voi in Sardegna, questa immagine. Sono molto affezionata a questa matrioshka perché credo che si debba andare dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. Si debba conoscerci reciprocamente anche sul territorio italiano
E questo spesso non succede. Mi chiedo quanti studenti universitari, anche di linguistica spesso, o di lingua sarda, ladina, delle nostre lingue di minoranza sul territorio anche in Europa, conoscano la ricchezza delle lingue di minoranza sul territorio italiano e la diversità, questa biodiversità fortissima. Quindi si tratta qui proprio sia a livello amministrativo che a livello politico che a livello istituzionale, ma anche a livello popolare, di conoscerci e di condividere. Allora, la legge 482, spero vediate, forse è scritto un po' piccolo, naturalmente sappiamo che la legge 482 dal punto di vista dei campi, degli aspetti che va a toccare per la salvaguardia è costruita su trattati internazionali. Se andiamo semplicemente alla già citata Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, naturalmente si vanno a toccare degli ambiti fondamentali: la scuola, la pubblica amministrazione, la toponomastica, il ripristino dei nomi, il servizio radiotelevisivo. E a tutto questo noi con le nostre leggi o col nostro impegno, chi più, chi meno, chi con più risorse, chi meno, sta lavorando. E forse in alcune situazioni, mi verrebbe da dire, parlando della mia realtà, quella ladina, siamo arrivati anche ad un livello molto alto di salvaguardia della lingua. Pure un po', la parola di prima, tuttavia, ci sono delle criticità, scusate. Però queste criticità, se andiamo sulla 482, ci stanno. Se andiamo nel nostro caso sulla realtà di finanziamenti che riguardano la Regione Trentino Alto Adige e la Provincia Autonoma, diciamo che a livello provinciale e regionale la partecipazione finanziaria è alta e quindi, almeno per quanto riguarda la nostra realtà, la risposta politica e finanziaria c'è. Per quanto riguarda la 482, entriamo ora nelle criticità della 482, io toccherei alcuni punti molto velocemente, poi naturalmente se ne potrebbe parlare in altre situazioni, anche più informali. Comunque le criticità sono abbastanza chiare per tutti noi, ovviamente i pochi fondi a livello nazionale. Io la definirei anche un po' obsoleta se guardiamo a quelle che sono le raccomandazioni della Commissione europea e a livello, diciamo, europeo in generale, quanto noi siamo rimasti fermi. Ma siamo rimasti fermi naturalmente perché non la mettiamo in pratica, perché non proviamo, lo Stato non prova sul territorio quanto sia importante avere un feedback dal territorio e capire cosa manca. Quindi manca un monitoraggio, manca qualcosa che ci dica se stiamo andando nella direzione giusta. C'è, già citato, una mancanza di confronto tra le minoranze linguistiche sul territorio e questo dovrebbe essere auspicato e incoraggiato anche dallo Stato, quindi dalla legge stessa. Manca reciproca conoscenza, ovviamente questo è collegato a quello sopra. E c'è poi una mancanza di coordinamento e monitoraggio sull'effettiva applicazione e ricaduta dei progetti. L'ho detto poc'anzi, ma questa parte è fondamentale. Realizzare dei progetti è una cosa, realizzare dei progetti che abbiano ricaduta sul territorio è un'altra, realizzare dei progetti che abbiano ricaduta sul territorio e ci facciano raggiungere degli obiettivi che ci siamo o non ci siamo posti è ancora altra cosa. Quindi i piani di politica linguistica o quello che la stessa legge dovrebbe chiedere è dove volete arrivare con tutto ciò. Non fatelo così poi state zitti, insomma, perché questo non è quello che noi vogliamo. E quindi non c'è un contatto anche diretto con Roma, con chi si occupa della legge e forse nemmeno con i rappresentanti che dovrebbero facilitare questo contatto. Chi di voi sa chi a Roma rappresenta la nostra minoranza? Io lo so, ma non ho contatto. Diciamo che io sto parlando come outsider in questo momento, perché come forse non tutti sanno, la provincia autonoma di Trento
non ha più finanziamenti dalla 482 per scelta. C'è stata coi patti di Milano, diciamo che c'è stato un accordo fra la provincia di Trento e Roma, appunto, in cui si rinuncia a questi fondi perché arrivano in altro modo, perché comunque arrivano finanziamenti di altro tipo alla provincia di Trento, quindi è una provincia autonoma. Questo non significa però che non siamo presenti nella 482 e che comunque abbiamo il diritto e il dovere di continuare a lavorare a questo grande progetto che è appunto rivolto alle lingue di minoranza. Tante volte anche a livello provinciale questo viene dimenticato. Noi prendiamo i soldi, non siamo più parte. No, noi siamo parte della legge 482 per altre ragioni, non siamo coinvolti, che sono comunque ragioni finanziarie, e giustamente un passo indietro a chi comunque finora ha avuto più fortuna di altri. Questa è semplicemente per farvi vedere i colori. Questi siamo noi, siamo tutti noi su territorio italiano, le minoranze linguistiche in Italia. E perché lo dico? Perché, ripeto, ribadisco, anche questa è un'immagine che ho a cuore, che mi porto spesso delle conferenze, abbiamo tutti dei diritti, però abbiamo anche tutti dei doveri. E questo, ripeto, ce lo dimentichiamo. E vorrei partire da una di voi, da Roberta Medda, perché in tutto questo, in tutta la nostra battaglia, abbiamo lo status planning, abbiamo il corpus planning, ma abbiamo bisogno di entusiasmo, creatività, poesia, associazioni, di andare sul territorio, di avere una lingua e di portare una lingua per tutti, non solamente per i laureati, non per chi deve lavorare qua, ma anche per chi ogni giorno per noi fa altri lavori, lavora in altri ambienti e in altri settori economici. E quindi abbiamo bisogno di tanto altro, abbiamo bisogno di agire, l'ho detto l'anno scorso, di nuovo in un'occasione come questa qua in Sardegna, dal basso. Quindi dall'alto verso il basso dobbiamo fare lobby, dobbiamo chiedere forse ancora di più, dobbiamo chiedere di cambiare la legge 482 o perlomeno di adattarla. D'altro canto però bisogna andare appunto dal basso e siamo noi. Inserendoci nella società, costruendo alleanze. Mi è piaciuto molto quello che stamattina David Hicks ha detto di Helen, che appunto noi dobbiamo avere delle alleanze, soprattutto non dobbiamo prescindere dall'economia, dalla società, dalla salute, dalla biodiversità. Questo non possiamo farlo assolutamente, perché altrimenti ci stiamo chiudendo nel nostro ghetto e stiamo incoraggiando chi nel ghetto ci ha messi. E quindi ci sono delle potenzialità e ci sono delle proposte per la legge 482 e non solo, ma soprattutto direi, perché a livello nazionale dobbiamo agire assieme, perché come abbiamo visto dalla cartina dell'Italia siamo veramente troppo pochi. Quindi la legge 482/99 c'è e non è una banalità il fatto che ci sia. Dobbiamo pretendere che venga elaborata, venga ristrutturata, venga rivista. Mostriamo le nostre potenzialità e proponiamo modifiche e progetti dal basso, ripeto, e tutti insieme. Cerchiamo alleanze e accogliamo a livello e agiamo a livello locale, provinciale e regionale. Questo perché? Perché è evidente che anche nei confronti di chi ci finanzia, anche nei confronti dei pochi finanziamenti della 482, tanto per spezzare una lancia a favore, se noi riuscissimo a condividere questi progetti, a condividere quello che abbiamo già fatto, naturalmente anche a livello di ottimizzazione delle risorse avremmo fatto già dei passi avanti, ma questo spesso non lo facciamo, siamo un po' campanilisti. Servono appunto come dicevo, l'ottimizzazione delle risorse, ma esiste anche un'altra realtà che secondo me è molto presente sui nostri territori, che è quella del campanilismo, come dicevo, e spesso anche del andare avanti a compartimenti stagni e dall'altro canto
non andando d'accordo, fissandoci su delle cose che non hanno senso. Il nostro obiettivo è quello di arrivare, anche nelle nostre stesse province, regioni, all'obiettivo che è quello di salvaguardare la lingua. Cerchiamo di partire da un concetto fondamentale che è quello del compromesso, ma andiamo avanti, non soffermiamoci né sulla purezza della lingua, né sul io faccio meglio di te, né sul voi parlate una lingua diversa dalla nostra o comunque una varietà diversa, se scrivi così allora io non lo posso leggere. Questo non ha senso per noi, non ha senso per lingue ufficiali e di maggioranza. Come azione e lavoriamo a quello che, questo giro verso Vittorio, che dovrebbe essere una awareness planning anche a livello nazionale. Di questo abbiamo bisogno. Sono reduce da un convegno nei Paesi Baschi le settimane scorse ed eravamo tutti d'accordo su questo passaggio. Ci troviamo ad aver salvato la lingua sulla carta e lo rendicontiamo anche alla 482 o alle nostre regioni e province, ma va a finire che la lingua la si salva, ma non la si salva, come diceva sempre Gabriele Iannacaro. E questo è evidente. Abbiamo dei dizionari, abbiamo la lingua nell'università e poi usciamo sulla strada o andiamo nelle famiglie e i nostri figli non stanno parlando la lingua o non sanno che la devono parlare. E questo awareness planning dovrebbe andare esattamente in questa direzione, cercare di rendere coscienti i ragazzi, i nostri figli, le nuove generazioni, sul fatto che c'è un dovere, non è una scelta parlare una lingua di minoranza. Per scelta parlo l'inglese, il tedesco, lo spagnolo e l'italiano, ma non parlo la lingua di minoranza per scelta, la parlo perché devo parlarla, perché voglio che questa biodiversità si conservi, perché dal punto di vista identitario, culturale e anche economico, perché naturalmente noi siamo anche questo, stiamo vendendo il ladino e il sardo ai nostri turisti, ma non possiamo farlo con poco rispetto, quindi senza avere dei contenuti. Concludo annunciando qualcosa che è nato qua in Sardegna l'anno scorso, è nato da un'idea di 4 rappresentanti di realtà, soggetti di minoranza sul territorio, che è quello di creare un'associazione nazionale di salvaguardia delle nostre lingue. È stato difficile, è stato un anno molto difficile soprattutto per capire come fondare questa associazione. Ci stiamo facendo aiutare da un notaio ladino ma del Salento. Questa cosa fa un po' ridere, però chi sta fuori spesso ci crede più di noi. In Val di Fassa c'è un notaio ladino del Salento che in realtà ama il nostro territorio, ha capito quanto sia importante e quindi fra friulani, ladini, sardi e rappresentanti della Grecia salentina lunedì lo firmeremo un protocollo d'intesa per andare in questa direzione, per chiedere a voce unanime che questi diritti vengano salvaguardati, ma soprattutto per far capire che noi ai nostri doveri rispondiamo e rispondiamo con positività. Vorrei fare un riferimento ultimissimo alla Carta Europea per le lingue regionali o minoritarie che è stata citata appunto stamattina da David. Sappiamo benissimo che l'Italia non sta ratificando, ci sono di nuovo dei progetti in corso in questa direzione da parte dei nostri politici. D'altro canto però sappiamo che c'è una possibilità, è qualcosa di meno impattante ma importante, che è quello di adottare a livello regionale e provinciale la Carta Europea. Non è una ratifica, è un'adozione, per mostrare appunto che noi ci siamo. Annuncio qui, l'ho sentito ieri e pare che la cosa stia andando in porto, con il consigliere provinciale ladino
Luca Guglielmi. Stiamo lavorando a questo e abbiamo una proposta, abbiamo lavorato col Consiglio d'Europa e nei prossimi giorni l'adozione a livello provinciale andrà avanti per la provincia di Trento. La stessa mozione proposta è stata fatta anche per la regione Trentino Alto Adige, vedremo se funzionerà. La provincia in questo momento è d'accordo e nei prossimi giorni appunto tutto ciò dovrebbe venire approvato. Inviterei a questo punto anche le altre minoranze sul territorio e soprattutto a livello politico, le altre istituzioni, gli altri governi, le altre province, le altre regioni a fare altrettanto, ad unirsi a questo coro, perché solo in questo modo anche dal punto di vista di una ratifica ben più alta, forse piano piano riusciamo ad arrivare al dunque di nuovo dal basso. Grazie. Como a pustir de Sabrina Rasom, toccata Vittorio dell'Aquila, isso no che este comente direttore del Centro de Kirka pro su plurilinguismo europeo isso este docente de scandinavistica in Università degli Studi de Milano. Isso nos ha fa vedere de certificazione e comunicazione e dunque nos ha fa vedere de Weiner de pianificazione linguistica. Penso che debba proiettare, vero? Come funziona? Boh, non disco. Sì, lo sta mettendo. Ah, ecco. Intanto ti do la paragola. Intanto impressione di parlare in italiano. Tutto in sardo. Che impressione. Mi piace essere ultimo, perché ho preso appunti anche sui suoi foglietti. Avevo preparato qualche centinaio di slide per farvi annoiare. Siete molti di più però dei miei studenti di scandinavistica di ieri, quindi ho deciso di fare la media e di presentarvene solo 3. Ma voi fate il centinaio di slide che non sono i miei studenti. Grazie di aver fatto partire in fondo. E ho preso degli appunti già dall'inizio, appunti normali, un paio di parole chiave. Sportello, certificazione, minoranza. Mi immaginate lo sportello della lingua italiana? La certificazione di lingua italiana. Perché non c'è la certificazione di lingua italiana? Perché non c'è? Sì, certo, ma per gli cittadini italiani no. I cittadini italiani devono fare certificazione di lingua sarda, di lingua ladina. Ma italiano no, perché? A parte che in un articolo che abbiamo pubblicato, scusate, qualche anno fa, cerchiamo di dimostrare che più o meno 50-60% della popolazione italiana non passerebbe l'esame di C2 di italiano, però non si dice. Poco male, hai citato awareness, I like it very much, e la normalizzazione, infatti, ve la ricordate la norma? Voi che filmate, se mi metto in piedi, vi arrabbiate? No, va bene. Ve la ricordate la norma? Soc la norma, diceva, cioè in català cosa da tots. La campagna di promozione del catalano negli anni 70 parte con la Norm, una ragazza con i capelli rossi che si chiama Norm. Evidentemente la norma è anche la norma, la regola, la normalità, la normalizzazione. E di questo vi parlerò più o meno brevemente. Quando avete fame fate dei segni. Ma sarò breve veramente. È semplice più che altro, vedete? Allora, la conferenza, la mia comunicazione si chiamava Gli amici della norma. Non potevo dire i nemici. Allora li ho chiamati amici prima e poi competitor. Mi risiedo. Competitor. Chi sono i competitor? Prendo degli esempi. Hai detto da fuori si vede in modo diverso. Vediamolo da fuori. Io abito a Stoccolma. Faccio lezioni all'Università di Milano. Ma sono sempre a Stoccolma, lavoro con lei su Zoom, quindi che sta sulle Dolomiti. E allora diamo un'occhiata da fuori, compariamo situazioni. A sinistra in alto vedete le due lingue ufficiali della Norvegia, che in italiano sono il norvegese e il norvegese, come sapete, lo stesso nome.
come se fosse il sardo diviso in due, è un bel giochino. Le lingue ufficiali della Finlandia, lo svedese svenska e il finlandese suomi, il catalano e lo spagnolo in Spagna, l'italiano e il sardo in Sardegna, l'italiano e il ladino e il tedesco, nelle valli ladine. Il nostro target è la lingua. Nynorsk, il neonorvegese, cioè una delle due ortografie del norvegese, lo svedese di Finlandia, il sardo, il catalano e il ladino sono i focus. L'altro, in rosso, colore cattivo, è il competitor, non è un nemico, è un competitor. È quello che, oddio, potrebbe essere pericoloso. Attenzione, un competitor standardizzato, non è un competitor come il veneto in Friuli o come i dialetti, no, è un competitor standard, legale. Quindi abbiamo due forme di norvegese, un piccolo norsk e un più grosso bokmål. Abbiamo un piccolo finlandese su un grosso svedese, abbiamo un grandissimo italiano sul sardo, un grandissimo castigliano sul catalano e un italianone sul ladino e un po' di tedesco. E poi abbiamo delle piccole letterine. Verdi, positivo, rosse, negativo, giallo, neutro, e a volte queste letterine sono un po' schizofreniche e si dividono in due. La normalità, che cosa mi dà normalità e non mi dà normalità? Andiamo in Norvegia. Loro i due, tanto forse non lo sapete, il norvegese è uno. Tu chiedi a un norvegese cosa parli? Norvegese, cosa domande mi fai, stupido? Devi chiedere in che lingua scrivi. Ah, scusa, nynorsk o bokmål. Il nostro lettore a Milano, quando fa lezioni ai ragazzi della triennale, cerca di parlare come a Oslo, quando parla al magistrale parla al dialetto della sua montagna, che dice cosa stai parlando? È come se Becciu, quando fa lezione qua, parla in un modo, poi quando parla e comincia a tirarmi fuori quelle bellissime che c'ha lui, che sono favolose, ma non le ha messe qui, però poi cambia con il panico degli altri, perché hai detto ti scola, solo lui lo sa dire, bellissimo. Ora, che c'è anche in gallese, nynorsk e bokmål sono due varianti scritte, ok? A, amministrazione, P, privato, S, società, V, le varianti locali, nel loro insieme societario. Ora, in Norvegia l'amministrazione, lo Stato locale, comunale, regionale, statale, sono quelli che danno la normalità all'uso delle due varianti. Non è solo la legge, è tutto il sistema, uno o l'altra. Il privato invece è quello libero di fare quello che vuole, dice ma il bokmål lo scrivono in 75%, quindi io non lo uso perché il mercato va su quello. Antipatici, usano la lingua piccola solo per fare il prodotto biologico. E va bene, fa niente. La società è così abituata che il problema non se lo pone. Ma lì, cosa interessante, cosa che non succede in Sardegna, le varietà locali sono la forza della differenza. Sono la forza. Il norvegese gioca sulle varietà locali, no? Appunto, il nostro lettore gioca a usare tutta una serie di anche morfologia, sintassi diversa. È bello, i nostri studenti a Milano, che poi ascoltano me che parlo in svedese, poverini, ma capiscono a quel punto, tanto mi sono abituati. È la forza del norvegese. Certo, ha dei problemi. La società che dice va bene, fai quello che vuoi, e il privato che non ti ascolta. Finlandia. I finlandesi meno forti in un certo senso mondialmente rispetto allo svedese, metà dei parlanti. L'amministrazione è la cosa più normale ufficialmente. Tu hai diritto di parlare in svedese, certo, ci mancherebbe. Poi io vado all'aeroporto di Helsinki, non mi parlano in svedese, mi fanno salire l'aereo, perdo l'aereo, devo denunciare alla polizia, vado alla polizia, non parla svedese, parla finlandese, mio finlandese fa schifo, perdo 2 aerei, va bene. Però non è colpa dell'amministrazione pubblica, è che poi c'è un disguido, va bene, ok, va bene. Il pubblico, il privato svedese è quello che è obbligatorio per legge, quindi vi comprate un bel prodotto che è scritto in finlandese in un angolino sotto per obbligo, gli ingredienti in svedese, il privato nasconde. Addirittura l'Ikea, che è svedese in Finlandia, è monolingue finlandese. Ancora un po' cambia i nomi.
Poi però paghi, scende quello che parla svedese. Io devo pagare questa cosa, scende. Però no, il privato è cattivissimo contro la normalità. La normalità è messa in pericolo, specialmente negli ultimi 20 anni, dal privato, dalla privatizzazione. Le varianti sono neutre, ci sono, fanno bello. La società di lingua svedese è positiva, è normale, noi siamo normale. Certo che io vado a scuola e parlo svedese, perché è un sistema scolastico. L'altra società comincia a cambiare e dice, come è successo in altre parti, fuori che gli svedesi ritornino in Svezia. Peccato che la popolazione germanica in Finlandia sia lì probabilmente da prima dell'arrivo della popolazione finnica, ma non lo sa nessuno. Vabbè, poco male. Il spagnolo e catalano, l'amministrazione a livello locale, favolosa. Andate alle Baleari, sono tornato il mese scorso, l'amministrazione è in catalano, tutta. Anzi, varietà, nel catalano locale. Sui bidoni del riciclaggio del cartone c'è cartò. Il cane non può fare la pipì qui, non è il gosh non può fare pipì qui, è il ca. Benissimo, il ca. Sì, le varietà sono belle. Poi però metà della popolazione vengono da altre parti del mondo e parlano spagnolo. A parte un brasiliano che ho incontrato che parlava mallorquí, català, valencià, castaglià, portoghese e anche brasiliano, tutto e anche inglese, ma questo era un caso speciale. Il privato... che fatica! Però Ryanair ce l'avete in catalano, non in sardo. Cioè qualche privato dice, porco cane, sono ricchi questi, 6 milioni di parlanti, 4 milioni di parlanti, sono ricchi, forse mi conviene. I sardi sono tutti poveri. I sardi sono meno di 6 milioni. Normalmente non scrivono neanche in sardo, poi ci sono tutti i pregiudizi, quindi il privato... Ma il privato comincia a capire. La società è divisa, quella è pericolosa. Chi i catalani li ucciderebbe tutti, chi del catalano dice che bello è il quotidiano o la norma. Le varietà rientrano nella normalità. Le validadine. L'amministrazione è, in un certo senso, ci sono livelli positivi, mai positivissimi, perché neanche in Val Badia è normale completamente il ladino, il tedesco e l'italiano c'è. In Val di Fassa si traduce dall'italiano al ladino, quindi le province autonome ogni tanto un po' di ladino ce lo mettono, lo Stato dice com'era ladino? Ah sì, quello che si parla, dov'è che era? In Molise? Ecco, quindi no, non ci siamo. Il privato locale, sì no, beh è successo veramente, sto scherzando. Il privato localmente, come diceva lui, lo sventola, no? Lo sventola il ladino. Non è che ci sia tutto questo privato che produce in ladino, che però insomma qualcosa ogni tanto c'è. Le varianti sono la guerra delle comunità ladine, no? No, noi no, voi no, bruttissimo. Che anno era stato deciso che si poteva fare la carta d'identità bilingue in ladino? Nel lontano 1912, prima della... E siccome non si sa in che variante scriverla non c'è ancora, il problema è la variante, è una auto bastonamento sulla testa della comunità ladina. La società è abbastanza positiva, sì, dai, come dicevano una volta, nicht übertreiben, non esageriamo. Fallo sì, ma senza sporcare. Ecco. Il sardo è messo peggio, l'italiano è forte, l'amministrazione si dà da fare con gli sportelli, ma non è appunto con la certificazione, è bella la certificazione, siamo obbligati a fare certificazione perché non abbiamo alternativa. Non è normale, adesso vediamo la normalità sull'altra slide simile. Quanti supermercati avete che sono prima in catalano, in sardo e poi in italiano? Quanti prodotti sono etichettati in sardo? Il nome e poi basta. Le varietà locali, forse adesso con le nuove piccole regole riusciamo a gestirla, se no, no, io piuttosto che scrivere in quella variante dei miei vicini mi butto dentro nel fiume che non c'è perché si è seccato, no, non lo faccio mai. La società o è negativa, ditemi quanti giornali, quanti quotidiani escono in sardo, oppure neutra. Siamo messi male, scusate, ma siamo messi male non è normale, una riunione come questa non è normale. Questa sì, qui oggi, tra l'altro che io è 10 anni che non vengo qui e già vedo comunque una normalità avanzata. Io vi conosco, voi che lavorate qui, quando avete cominciato, siete proprio giovani, ma non tanto, ormai direzione, eccetera, eccetera. Cioè, c'è un avanzamento, eppure non è ancora normale, non è ancora normale. Ah, sono io che devo girare, scusate. Riesco? No, sono solo 2. Rigiriamoli sull'argomento di oggi. Quindi
certificazione e media. Torniamo in Norvegia, ok? In verde ciò che è positivo, in blu è ciò che è normale, che non distingue, in violetto ciò che è automatico, in rosso quello che è negativo e in giallo è quello neutro. Sono più colori, certo. In Norvegia ha 2 varianti. Siccome la variante è scritta, in televisione parlo come voglio. Ma succede anche la televisione sarda. Adesso è stato bellissimo sentire parlare, tutti hanno scritto con la stessa grafia sarda e ognuno ha pronunciato il verbo fare, facere, fagere, fai. Ah, favoloso, benissimo, certo, si può fare. E così si fa in Norvegia. Ognuno parla il suo dialettaccio che vuole. Evidentemente devi essere abile a capirlo, però io capisco voi e non ho sardo come prima lingua. Sì, io capisco, a volte qualche norvegese non lo capisco, vabbè, però può succedere, però vabbè, ci si capisce. Radio è identica, non c'è, devi parlare in dizione, quindi radio e televisione sono neutre, ma veramente neutre. Non è che adesso metto in norsk, accendo la televisione e quello lì sta parlando così, ce li ho tutti e 2. Neutro, va benissimo. La scuola è positiva, vado a scuola, in che variante vuoi scrivere? Quella lì, scrivi. Vuoi scrivere il logudurese? Attenzione, questo non funziona in Sardegna. Vuoi scrivere in quella variante? Vai. Scrivi nell'altra, ci sono 2 sistemi all'interno dello stesso sistema, tu impari a scrivere in quello che vuoi. Vai. Riconoscimento, non c'è bisogno del patentino, come si chiama? Abbiamo detto prima? La certificazione. Esci dalla scuola, ce l'hai già fatto, fine. Finlandia. Tutto ti aiuta, tutto, tranne la televisione che è un pochino di più in finlandese, ammettiamo. Quando ero piccolo, mi prendono sempre in giro quando ero piccolo, quando ero giovane, ma siccome sono ancora giovane, quando ero piccolo, c'era un programma in svedese al giorno, tranne il lunedì che era tutto in svedese, perché c'erano 2 canali, cioè, quando si va alla televisione con tic tic tic, poi adesso che ci sono delle cose satellitari, puoi avere tutto quanto in svedese. Hai un po' più in finlandese, che vuol dire tanto è in inglese sottotitolato, ma poco male, la televisione è un pochino più avanzata in finlandese, ma se mi prendo satellite va bene. Riconoscimento, non c'è bisogno, se faccio la scuola in lingua svedese sono certificato in svedese, faccio la scuola in lingua finlandese, sono certificato in finlandese, automatico, basta, non c'è bisogno, esce, non ho bisogno della nostra certificazione. In Catalogna, simile, la scuola è tendenzialmente positiva, ogni tanto c'è qualche bottarella, ma insomma la scuola appoggia, la scuola è in catalano, c'è le ore in più di spagnolo, c'è nei paesi, il paese valenziano è più complicato, alle Baleari, però tendenzialmente la gente viene alfabetizzata in quella variante e la variante c'è. La televisione hai molto più roba in spagnolo, evidentemente vai tutto quanto in catalano, il riconoscimento esci, è automatico. Ladino è molto schizofrenico, diviso a pezzettini, 3 comunità, 2 comunità autonome, 2 regioni, 3 province, eccetera, eccetera. La radio c'è qualcosa, ma tendenzialmente in italiano. La televisione, una volta era così. La popolazione ladina, quando c'è trial, tutti si fermano a guardare quei 3 minuti di programma in ladino che ci sono. È positiva in 3 minuti, nelle altre 23 ore e 57 minuti è in italiano o in tedesco. Non è tanto positiva. La scuola, ho fatto verde perché sono bravo. La scuola in Alto Adige, non in Trentino, è positiva perché è in un certo senso divisiva, cioè divide et impera. È in tedesco e in italiano con un po' di ladino. A quel punto per i bambini pilitari che non capiscono più niente si parla in ladino, ma in Val di Fassa no, ci sono esperimenti di bilingue, però non è così negativa, non è brutto, cattivone, oppure adesso devi scegliere il sardo, l'ora di sardo, come diceva Iannacaro, l'ora di danze popolari valloni, no, cioè il ladino c'è, poi che sia poco, però c'è, non devo fare una scelta, no? Mi esonero dal sardo, non lo voglio vedere. Posso esonerarmi da italiano? Ma no, posso esonerarmi da italiano, non posso farlo. Riconoscimento anche lì dipende dalle comunità, dalle valli, c'è il patentino, non c'è il patentino, esco dalla scuola ladina, è un po' complicato. E sardo come al solito, ci siamo. Il riconoscimento è buono perché c'è il patentino, la scuola, mi è rimasto un verde, non c'è il verde, scusate. Sì, il verde, scusate, è dell'italiano, ecco sì, il verde è italiano. Il verde sa per l'italiano, la televisione sa solo l'italiano.
mi spiace, ma la scuola in Sardegna non fa ancora abbastanza, ma attenzione, non è lo scopo, la scuola non serve per il passaggio intergenerazionale, non serve se non c'è passaggio interfamiliare, non serve a niente, ma la scuola non si deve neanche mettere contro, e non c'è una scuola sarda, non c'è una televisione sarda, è vero che fate televisione in sardo, ma è una scelta. Se io vado in giro, mi ricordo tanti anni fa, sul confine tra Francia e Spagna, zona catalana. In Catalogna, sul confine, la gente, siccome molti erano persone che lavoravano per le amministrazioni pubbliche, parlavano spagnolo in quel piccolo paese, ma la televisione era in catalano. Passi in Francia, la gente parlava in catalano, ma la televisione era in francese. Io dubito che nell'estate delle vie di un paese della Sardegna o qua in centro si senta la televisione in sardo. È una scelta la televisione in sardo e quelle da Dino anche se voi la fate, è ancora una scelta, non è normale. Quindi vi riassumo, ve la ricordate la norma? Non c'è ancora. Stiamo ancora lavorando su questa cosa. Giusto, è bello fare il patentino, giusto, è bello i media, dobbiamo sviluppare, ma che media? Avevo già parlato anni fa, non so se vi ricordate, no, voi no, ma qualcuno di voi si ricorda. Se ne parlerà per domani o più tardi, no? I media, che cosa facciamo come media? Facciamo il telegiornale che buttiamo via? Oppure faccio qualcosa che posso utilizzare? Faccio un programma per i bambini? È cambiato molto da 10 anni fa, ma siamo ancora lontani dalla norma. La norma, secondo me, non è salvare, è la normalità. Io sono qui, se io sono a Ortisei, Valli Ladina, e parlo ladino, mi rispondono, ti sarà un po' strano, vabbè, mi rispondono. Se parlo sardo, no. Ci sono certi punti di Sardegna, sì, Voi conoscete l'ingegner Zoli, l'ho visto parlare sardo male, come parla male italiano, parla toscano, è una schifezza. Parlare male sardo dov'era? Beh, nel centro, vicino a casa tua. E la gente gli rispondeva in sardo, certo. Però è un caso, io se vado a parlare in sardo, voi lo fate, parlate in sardo qui, da McDonald's a Cagliari non vi si risponde in sardo. Questo manca ancora. Piano piano ci arriveremo. Ma secondo me no. Sì. Però bisogna tenerlo come meta, la norma, la normalità. Quando sarà normale scegliere italiano e sardo, quotidiano, senza nessun problema, senza essere marcati. E basta, adesso avete fame, abbiamo fame e quindi vi saluto. Grazie. Tornamos gracias a Vittorio dell'Aquila, che nos ha fatto un quadro bastante giusto per i desusar, da dolumanno, lunamus. Però come cominciano a fare workshop, costar mesas de traballo, mesas tecnicas de traballo, uve proprio usata a favedade desos ufficios linguisticos, desa certificazione linguistica e de imprentas. Sun in cue a Cussala bisogno per i numenes e dunque i separai su chi vos aggradi de prusu, su chi vos parete e chi vos potta servire de prusu, e in cui si possono vache propostas, si possono per i vache criticas, basta essere un guiadore del traballo, in italiano è facilitatore, a essere prosos ufficios linguisticos Andrea Pugeddu, prosa certificazione linguistica Roberto Pinna e pro imprentas Mario Frongia. A durare prusomancu vinzas a 1,5, insomma, questo è l'orario che nos ha murdau, a pustis andamus a prendere, si prendete, e tornamus a cominciare a ora desar 2,5, dunque questo sono sos orarios che amus stabiliu e amus a tornare a cominciare proprio kin sor workshop e amus a favedare de su chi stessio a campo i sinteri de custoso
laboratorios tecnicos lo podimus definire. Dunque ardeo come borlasso andare, ma innantisi ammento a chi non è interessato a partecipare a questo workshop, chi bisogna a scuffias in una mesa in occhio a mano manca a mea, chi potesse piccare, provare invece su film che ha a cominciare e per la traballo che sono sta orfatto che su chi imprentas, chi su progetti imprentas, ma però lo ascoltare a zer bisogno desa scuffias e a cominciare un film 3 giorni per cambiare in sardu, sa regia est de Stefano Fozzi e sa produzione de Sarai. Dunque, pro chi non è interessato a sos traballos tecnicos de sos workshop, andet a si piccare sa scuffias e in che sata poter viere su film e su chi sata a proiettare. Non lasciamus dunque e nos tornamus a biere in che a ora de sar 2:30, magari 3 manco un quarto, vedo chi su quarte ora accademico non l'abbiamo spiccao per che abbiamo cominciato sos traballos. E buon traballo a tutti e grazie.